Bene, buonasera a tutti, buon pomeriggio anzi, benvenuti all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere che ha il piacere di ospitare questo convegno di studi sul Eustachio d'Egola, di cui celebriamo il bicentenario della morte, una figura di spicco della cultura del fine Settecento, primi degli Ottocento, e abbiamo il piacere anche di avere qui come relatori, eminenti relatori, che ci racconteranno i vari aspetti e le varie, i vari soggetti con cui ha interagito Eustachio d'Egola nella sua vita. Lascio la parola alla professoressa Maria Stella Rolandi come Presidente della classe di lettere e vi auguro buon lavoro. Grazie. Buonasera a tutti. Come ha appena detto il Presidente Professor Pestarino, il motivo cronologico di questo convegno è proprio legato al fatto che nel 1826 è mancato Eustachio d'Egola, prete giansenista, democratico, come viene definito nella presentazione anticuriale, quindi assai complesso, e durante la sua vita d'Egola ha avuto non solo un'intensa attività pubblicistica, come vedremo, ma ha tessuto delle interessanti relazioni con personaggi italiani e non solo, direi peculiarmente francesi e olandesi, e anche tra le persone di spicco c'è Alessandro Manzoni, di cui quest'oggi si parlerà in maniera peculiare. E altri elementi che hanno caratterizzato la vita, i progetti di d'Egola, probabilmente mi pare d'aver inteso non sempre realizzati, ma che contengono numerosi elementi di interesse, anche le relazioni con il vescovo costituzionale Henri Grégoire, elemento questo di grande significato all'interno del complesso dibattito all'interno proprio anche della Chiesa Cattolica. Vorrei passare allora la parola a Stefano Verdino, che vi illustrerà i relatori. Allora vi dico chi parlerà: Don Paolo Fontana, che è direttore dell'Archivio Diocesano di Genova, che ci parlerà delle carte inedite di d'Egola nell'Archivio Diocesano, quindi con grande curiosità e interesse questo argomento. Il professor Franco Arato, accademico dell'università, attivo presso l'Università di Torino, ci parlerà di d'Egola giornalista. Il professor Stefano Verdino, accademico, farà un intervento intitolato Tra le lettere e i diari di d'Egola, e infine il professor Luca Badini Confalonieri dell'Università di Torino parlerà di d'Egola e le relazioni con Casa Manzoni, appunto. Grazie a voi e buon ascolto. Grazie. Grazie Stella, e appunto io sono molto contento di aver realizzato grazie all'Accademia, questo incontro su questa figura che è molto suggestiva e che ha avuto degli studi importanti nel passato, ma che appunto merita sempre supplementi di indagine, data anche la vastità dell'opera e dell'impegno. E quindi io do, nei vari aspetti, l'aspetto religioso, teologico, l'attività militante, il rapporto con Casa Manzoni. Io do subito le parole a Don Paolo, ricordando appunto ai relatori un 25 minuti per relazioni, che se poi abbiamo un po' di tempo di discussione è meglio. Ringrazio l'Accademia, ringrazio il professor Verdino per questo invito, questa occasione. Preciso alcune cose subito. La documentazione di d'Egola
è conservata soprattutto dall'Archivio Vaticano, però un piccolo gruppo di carte che pareva la famiglia Degola, poi confluita nella famiglia Raffo, arrivò a me, perché io molti anni fa, nel 90-91, feci un dottorato in teologia su Degola. Fortunatamente riuscì a contattare la famiglia e la famiglia mi consegnò un plicchetto di documenti di Degola, che sono poesie, lettere, no, poesie e alcune lettere sono di amministrazione, poco interessanti per noi, ma sono poesie e omelie. Da questa documentazione, che era già in parte ordinata, in qualche modo io ho lasciato, poi è confluita nell'archivio diocesano, da questa documentazione vediamo alcuni aspetti di Degola, in parte noti, ma in parte anche che possiamo, diremo, lumeggiare, verificare tramite questi documenti. Buona parte sono omelie, appunti di omelie, scritti con una scrittura fitta, minuta, alcune sono poesie. Io ho evidenziato, mi sembra, alcuni aspetti, alcuni temi sulla vita spirituale, sulla formazione cristiana in Degola, il tema della devozione alla Madonna, che è un tema che emerge nel giansenismo per vari aspetti, e poi una poesia un po' più particolare sulla figura di Epicuro, che mi pareva interessante valorizzare per alcuni aspetti. Prima di tutto, nelle sue omelie notiamo ad esempio l'atteggiamento critico verso la ragione da parte dei giansenisti. Infatti una poesia inizia dicendo: folle e cieca la ragione d'incertezze error ferali, fame, stento, afflizioni è il destino dei mortali. La polemica contro la ragione nel giansenismo si muove insieme alla polemica contro la teologia scolastica, che invece usa il metodo, diremo, sillogistico come suo metodo proprio. Infatti nel testo chiave del giansenismo, cioè l'Augustinus, c'è proprio un passo specifico, dice: ma la teologia non funziona con la ragione, ma con la memoria, col ricordo, quindi un continuo ricordo. Qui potremmo dire Giansenio riprende quello che è il metodo della teologia monastica, cioè la ruminatio. Leggo un brano, lo rileggo, lo rileggo, lo rileggo, lo ripeto, lo assimilo, contrapponendolo al metodo più, diremo, deduttivo, sillogistico. Pensiamo San Tommaso, ma anche pensiamo alla scolastica, Suarez, eccetera. I giansenisti hanno una relazione molto, molto negativa della scolastica, identificandola con i gesuiti, che di per sé non è del tutto corretto, però loro la identificano con i gesuiti. In questo senso, appunto, c'è questa affermazione. Ci sono varie altre questioni che troviamo in Degola. Ecco, ad esempio, Degola a un certo punto se la prende soprattutto, diremo, con la devozione di facciata, con la devozione esteriore. Dice: ci sono anime infelici che hanno solo l'apparenza della pietà e della devozione, accostando l'Eucaristia per uso ed etichetta. È interessante il tema dell'etichetta, in quanto potremmo dire fa emergere un tema settecenesco, la galanterie, la vita di corte, potremmo dire, che ritorna. Qui Degola però fa un errore, nel senso che lui dice: ma Maria Maddalena de' Pazzi, che è una carmelitana del 600, avrebbe detto, cioè la frase è giusta, lui la attribuisce male, avrebbe detto che se uno facesse bene con devozione una volta la comunione, basterebbe quella per santificarlo. In realtà questa frase non è di Maddalena de' Pazzi, ma è di Santa Teresa d'Avila, questa è una notizia che è più importante. Qui proprio capita a tutti, un refuso, non c'è niente da dire. Il tema della devozione di etichetta, il ragionamento del dire, quelle che tu presenti come virtù, in realtà sono solo vizi ben dissimulati fra di loro, no? Cioè uno sembra parsimonioso, in realtà è avare, prodigo. Uno sembra prudente, invece è un vigliacco ben temperato. È avanti di questo passo. Oltre che essere un tema tipico del giansenismo, di dire di smascherare la finta virtù, per evidenziare la profonda corruzione dell'uomo. È un tema che è presente fortemente nella cultura francese del Seicento, nelle massime. Pensiamo a Rochefoucauld, Vauvenargues, eccetera. Questo tema della maschera, del dire: ma quello che tu presenti come virtù. Infatti c'è una frase che mi ha colpito, che ho recuperato di Rochefoucauld, che dice: è difficile giudicare se un camminare netto, sincero e onesto derivi dalla probità o dall'abilità. Dice,
cioè questo tizio magari sembra una persona molto educata, corretta, forbita, in realtà è un furbacchione che sa vivere. Come noto, Leopardi capovolge il ragionamento addirittura, dice ma uno a furia di essere falso poi le virtù magari le acquisisce veramente, perché dice uno a furia di essere sempre gentile con tutti per falsità poi diventa veramente gentile con gli altri, ognuno vedi le cose a suo modo. Un altro passo di La Rochefoucauld, ancora più inquietante: avremo spesso vergogna delle nostre più belle azioni se il mondo vedesse i motivi per cui le facciamo. Come dire, a volte quelle che agli altri paiono virtù sono i nostri vizi più nascosti che li presentiamo bene. Questo tema, ripeto, da un lato è una fondazione teologica agostiniana, potremmo dire, cioè l'uomo malvagio radicalmente, quando agisce come uomo per la grazia, produce solo male, che può essere un male diretto, ma un male ben dissimulato, un'ipocrisia, diciamo, ben presentata. Però è un tema che è presente anche proprio nella cultura francese del 6-700. Ci sono vari altri temi che emergono da questi racconti. Ecco, un altro aspetto è dice Degola a un certo punto, non bisogna mai fidarsi di una certa sensibilità e tenerezza del cuore. Anche qui vediamo emergere un linguaggio tipico della cultura francese dell'epoca, la tendresse, la carte tendre, cioè la Madame de Scudéry, quando scrive il romanzo Clelia, ci mette anche una cartina degli affetti, no? Come fosse il gioco dell'oca degli innamorati, per capirsi. Questo meccanismo, cioè il gioco dell'oca o Monopoli, cioè tu devi muovere le pedine. Allora, lei cosa fa? C'è una cartina nella quale l'innamorato, come dire, devi corteggiare la ragazza così, no, però fare così, però stai attento perché magari quello che sembra che lei ti voglia bene in realtà è avanti di questo passo. Quindi quando lui dice tenerezza e cuore, usa, potremmo dire, due cifre che sono abbastanza caratteristiche dell'epoca. Perché? Perché pensiamo anche al tema del cuore, il Sacro Cuore, grande nemico dei giansenisti, ma l'iconografia del cuore, il cuore come immagine d'amore. Una delle polemiche gianseniste sul Sacro Cuore è il fatto che il Sacro Cuore, il cuore trafitto, nasce come immagine d'amore umano. Immagine degli innamorati, il cuoricino con la freccetta in mezzo, per capirsi, gli innamorati di Petit. Infatti, nella Madame Bovary, i primi turbamenti sensuali della Madame Bovary è quando è in collegio e medita il Sacro Cuore, cioè lì cominciarono i miei primi turbamenti. Quindi quella che a noi oggi pare l'immagine devota per definizione nasce come immagine erotica. Per quello che i giansenisti la vedono male, perché all'epoca usa un immaginario che è sfuggente per l'epoca. Loro vedevano spesso queste iconografie. Le iconografie dei libri galanti, dell'emblematica d'amore, usa questa immagine. E Degola ritorna su un altro tema interessante, quello della pietà illuminata. La pietà illuminata è un tema tipico del riformismo cattolico settecentesco. Noi le conosciamo i Muratori, soprattutto l'autore che più diciamo, è immagine per noi di questo, però è tipica del giansenismo, la proprietà che deve evitare quello che chiamano le superstizioni, spesso la devozione popolare. La devozione popolare che in parte loro costruiscono, cioè mano a mano che i giansenisti definiscono la pietà illuminata, di dire la liturgia, la scrittura, eccetera, il resto, come dire, giusto, il Sacro Cuore, le feste popolari, eccetera, diventano pietà non illuminata. Questo tema, diremmo, dell'illuminismo cattolico, come lo chiamiamo globalmente, è presente in varie modalità. Lo pensiamo nel Sinodo di Pistoia, nel mondo asburgico, ad esempio, nelle riforme giuseppiniste c'è molto questo tema. Giuseppe II proibisce la devozione al Sacro Cuore, proibisce i pellegrinaggi, e avanti di questo passo. Quindi la pietà illuminata, dice a un certo punto Degola in un testo, preghiamo il Dio delle giustizie a dissipare i nostri errori e a riempirci di una esatta cognizione dei doveri della vita cristiana e guidarci nella strada stretta ma sicura di una pietà illuminata. Dopo aver preso in esame appunto un po' questi temi, veniamo alla devozione mariana, che in Degola è molto presente. La devozione mariana giansenista suscita questione perché i giansenisti sono contrari, ad esempio, alla definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, non tanto in merito alla questione, ma sono abbastanza contrari. Degola in una sua lunga poesia usa un'immagine che mi pareva interessante valorizzare, cioè quella del Dio chiamato eterno fabbro, fabbro nel senso del faber, colui che opera latino, cioè non il fabbro, quello, come dire, quello include nel martello per intendersi, ma nel senso più ampio, che è un tema che emerge
sia nella poesia barocca e poi nell'Arcadia molto. È un tema che è presente nelle poesie arcadiche, poi qui io sto zitto per uno dei grandi esperti di questo argomento, io ero un po' curiosate soltanto, però c'è questo tema. Io ho trovato anche poesie epocali dell'epoca. Al trono eccesso dell'eterno fabbro giunse quel prego, ma già prima nel 6-700, prima del 700 abbiamo questo tipo di temi. D'Egola, come nota, appunto non gradisce la definizione dogmatica dell'Immacolata, che poi arriverà poi successivamente nel 1858 con 54, scusate, con Pio IX, anche perché loro la vedono un po' come una prepotenza dei giansenisti della curia, dice non c'è il caso. All'epoca teniamo conto che va distinta una cosa: un conto che la Madonna fosse immacolata, non avesse peccato originale, un conto è dire quando è che gli manca, allora dal concepimento o gliel'ha levato Dio dopo. All'epoca le conoscenze embrionologiche erano molto rudimentali, quindi non era evidente per loro capire quelle che noi chiamiamo lo zigoto, l'ovocellula, eccetera, cosa volesse dire. Quindi anzi fa notare Prosperi nel suo libro Dare alla vita: il dibattito sull'Immacolata è proprio uno degli elementi che mette in moto poi l'embrionologia, cioè la riflessione sull'embrione. C'è una poesia di D'Egola su Epicuro, nella quale D'Egola cerca di recuperarlo dicendo: ma un conto sono gli epicurei, che potremmo dire sono i debosciati che conosciamo secondo lui, però Epicuro si dice: vil setta ligia del folle errore, io sì t'abbandono, detesto te, quantunque celebre vanti l'autore, e un nome simile che tuo non è. No, l'incolpabile, savio Epicuro, serio delirio e non destò, sicché parcissimo nel viver duro, da austera e amabile virtù brillò. E avanti di questo passo, dopodiché dice no, poi il cristianesimo porta la croce, la penitenza come veri valori. Questa lettura di Epicuro, potremmo dire, la troviamo in testi epocali di un tizio, Michele Pavanello, che ha fatto proprio una riflessione su Epicuro, dove rimanda a Gassendi, perché il recupero, diremo, virtuoso di Epicuro è in Gassendi. E qui troviamo degli aspetti interessanti, cioè nella cultura di fine 7, primi 800, potremmo dire, riemerge, in parte anche nell'ambiente francese, nella Décade philosophique, negli dialoghi, eccetera, riemergono temi dell'umanismo radicale, quello che Israele chiama umanismo radicale, cioè di dire di critica radicale alla religione, di materialismo. Infatti, ad esempio, vengono ripubblicati, il buon senso di Dolbach è ripubblicato in Italia in pochi anni, 1801, 6 e 8. E ho poi lavorato sulle censure inquisitoriali, ad esempio, nell'archivio dell'Inquisizione a Roma, ad esempio, ci sono vari testi, ad esempio una denuncia per testi manoscritti, per cui girano testi di vari autori, soprattutto Voltaire in particolare, poi altri autori di questo genere, nei quali sono manoscritti copie di testi stampati, perché il libro manoscritto continua a girare, uno per motivi di censura, così non ti beccano, due perché così non me lo pago. Quindi, e c'era anche una cultura del ricopiare, una cultura di assimilare attraverso il ricopiare. Allora abbiamo questi temi, il Vessius, le vrai système della nature, che viene ricopiato manoscritto. Quindi potremmo dire, nel mentre dopo il direttorio, per capirsi, riemerge una lettura radicale del materialismo, dell'ateismo. Pensiamo all'epoca della Laplace, no? Famosa battuta, ma non ho bisogno dell'ipotesi Dio, per intendersi. Avanti di questo passo emerge questo tema. C'è anche un recupero, cioè di lunga durata, di Epicuro. Quindi nel mentre Epicuro viene utilizzato dalla Metteria, eccetera, Dolbach come modello del materialismo, della critica radicale alla religione, la figura personale di Epicuro viene recuperata come virtuoso, come persona che sa bilanciare in modo equilibrato i piaceri e i doveri, cioè la saggezza alla fine. Infatti il brano che D'Egola cita, ho citato vari testi di epoca e soprattutto pensiamo a Gassendi, che è quello. Peraltro all'epoca girano, e qui ne ho trovati vari, riemergono autori di critica radicale alla religione, uno sconosciuto che dire, manco che esistesse un tizio, un certo Pigault-Lebrun,
che magari sono ignoranti, io e gli altri lo conoscono benissimo sicuramente, che è un autore di testi libertini di primi 800, che fa un libro, Le Citateur, che è una raccolta di testi contro la religione, che l'inquisitore quando lo vede lo apre e dice questo neanche il diavolo poteva scrivere, e lo chiude subito, cioè Max si sforza a fare la censura. Ed è una raccolta. È interessante una cosa, questo libro qua di questo Le Citateur dice la religione non sta in piedi perché è come le pezze del vestito di Arlecchino. In realtà Arlecchino è una figura che compare nel teatro rivoluzionario come fosse Arlecchino giacobino, per capirsi, Arlecchino rivoluzionario. Quindi non è solamente una battuta Arlecchino, è un richiamo, un recupero di Arlecchino abbastanza presente. Però tra l'altro possiamo notare come richiami Epicuro letto insieme sempre a Lucrezio, perché poi li mettono sempre assieme, compaiono anche in autori dell'apologetica cattolica, ad esempio Antonio Valsecchi, dei fondamenti della religione e dei fonti delle impietà, che è pubblicato prima a Padova ma poi a Genova, esce, fa rimandi frequenti a Epicuro. Uopo non ha il saggio lettore che io non gli additi adombrato in questa capricciosa pittura, cioè del materialismo, l'empio e sciocco sistema degli atomisti o epicurei, che dal casuale accozzamento degli atomi inclinavano per immensi spazi e per secoli innumerevoli, infinite guise, moventesi, dicevano essere finalmente sortito questo universo. Qui vediamo l'apologetica cattolica attacca Epicuron recto, quindi qui prende l'Epicuro del materialismo. In realtà Degola, sulla scorta di Gassendi e di una sua rilettura seicentesca, lo prende come, perlomeno a titolo personale, come maestro di virtù, come persona che, potremmo dire, sa coniugare i doveri e i piaceri. Questo è un tema che emerge nell'apologetica cattolica di fine Settecento, proprio dicendo, quindi, ma noi non siamo, la Chiesa rispetto all'illuminismo, persone ottuse, arretrate, no, e proprio sono testi, dicono, bisogna sapere, gli stoici sbagliano, l'uomo non può vivere di solo senso del dovere, no, addirittura morale, ha bisogno anche di una sana ricreazione, l'onesta creazione del savio, per capirsi. Ecco, come con questo più o meno ho finito, adesso riprendo così magari reillustro un attimo le questioni, perché io faccio sempre un riassuntino alla fine, così mi chiarisco meglio le idee. Ben detto, i testi, la piccola raccolta di testi di Degola che sono adesso depositati all'archivio diocesano, ci mostrano alcune questioni, omelie, alcune lettere sono lettere puramente funzionali, cioè come dire liti di vicinato, per capirsi, oppure fai questo, fai quello. E poi delle poesie di vario genere ce ne sono, io non anche perché non ne capisco dello stile come vado valutato. Abbiamo detto, uno è il tema che compare, quello della critica alla ragione, Adamo che perde la ragione, potremmo dire, quindi se notiamo è una critica ancora più radicale delle altre. Adamo non è che perde solamente, cioè non è il problema solamente di dire la ragione non governa più i sensi, ma la ragione è che funziona male da sola, quindi è una cosa molto negativa. E abbiamo detto un tema che è presente nel giansenismo, nei testi fondativi, si dice ad esempio, pertanto nella filosofia è l'intelletto, la propria facultas, e la memoria nella teologia. Poi abbiamo visto alcuni temi tipo l'Eucaristia, dove lui confonde la citazione di Santa Teresa d'Avila con la Madre dei Pazzi, e il recupero del tema dell'impostura, della morale come impostura, che è un tema che potremmo dire emerge nella cultura di corte o nella cultura delle massime, dell'aforistica, dell'aforisma, che è un genere letterario molto diffuso all'epoca, e la Rochefoucauld usa questo modo di parlare, poi non è che sia una fonte diretta con questo. Poi abbiamo visto alcuni temi, ecco, potremmo dire Degola riusa quello che è il linguaggio epocale, cuore, tenerezza, il modo di parlare tipico dell'ambiente rococò, per capirsi, sembra di vedere un quadro di Watteau, per intendersi, no? Cioè questo mondo così di feste galante, eccetera. La corte, da un lato, viene descritta come una specie di Arcadia, di paradiso della galanteria, della virtù, ma anche come luogo di ipocrisia, perché lì vedi subito l'uso ipocrita del cortigiano. Il cortigiano può essere il corteggiatore, l'uomo di corte, l'uomo raffinato, ma anche l'impostore, c'è sempre questo gioco ambiguo. La pietà illuminata, abbiamo detto. Poi per quanto riguarda la devozione mariana,
Degola, abbiamo detto, è critico, contrario al tema della definizione dell'Immacolata, però un tema che emerge, che mi è imparato interessante sottolineare, è la figura dell'eterno fabbro, che è un tema che è presente, un tema che viene dal Timeo di Platone, cioè l'origine lontana poi è quella del Timeo di Platone, e che emerge, ho trovato varie citazioni, un tema nella barocca, nell'Arcadia, ma anche poi in testi encomiastici dell'epoca di Degola. E poi la questione di Epicuro, dov'è? Epicuro che fine Settecento viene recuperato nell'illuminismo radicale, nel riemergere dell'illuminismo radicale, come una figura, potremmo dire, di critica radicale alla religione, di critica materialista. Pensiamo poi la tesi di Marx, come noto, è su Epicuro. Marx fa la tesi su Epicuro, dice il vero materialista non è Democrito, è Epicuro. Quindi per dire un passo nodale questo. In realtà, dato che c'è questa lettura, Degola recupera invece una lettura, diremmo, più tranquillizzante di Epicuro come filosofo della virtù, dell'equilibrio, del saper gestire il rapporto fra emozioni e passioni all'interno del suo famoso giardino, che è l'immagine di Gassendi, che era già a metà Seicento, e che poi viene ripresa, a volte anche in testi, ho citato qui testi, diremmo così, encomiastici dell'epoca, e che serve a contrapporsi a quella che invece è una rilettura, potremmo dire appunto nell'epoca rivoluzionaria, anche per dire Schelling, Professioni di fede epicurea, un suo libretto che poi pubblica tardivamente, o comunque in altri autori di quest'epoca. Abbiamo detto la riedizione delle testi di Dolbach, l'intercettare libri nei quali si riprendono pubblicazioni tipo Sistema della natura di Helvetius, eccetera. Oppure anche questo tizio che ho scoperto, Pigol Lebrun, che veramente mi ha interessato perché appunto vediamo questo riemergere. Tra l'altro lui, il libro pubblicato nel 1803, ma gliene incolse, perché era l'epoca in cui Napoleone cercava l'accordo con la Chiesa, vedo, stai ben zitto, gli hanno detto, ecco, come dire. E appunto c'è questo tema, quindi questo recupero. Basta, mi fermo qui perché penso ho parlato abbastanza. Grazie a Don Paolo che ci ha così riassunto insomma tutte le sue numerose pagine con le dotti citazioni, ma ci ha schematizzato appunto i temi cruciali in qualche modo del pensiero religioso del nostro prete scomodo, come sappiamo. E quindi proseguendo il nostro percorso, abbiamo un secondo appuntamento, un periodo molto importante. Degola ha scritto molto, come vedete, qui ci sono queste carte inedite genovesi, oltre a quelle che ci sono sull'Archivio Vaticano, che ora sono anche consultabili online nei manoscritti che sono stati digitalizzati. C'è una imponente produzione scritta quanto mai dispersa, dove abbiamo anche questo importante ruolo che lui ha avuto nella Repubblica Democratica di Genova tra 97 e 99, in cui Degola è stato anche uno scrittore militante e un giornalista presente, di cui ci parla ora Franco Arato, che invito, che ha già su Degola ha fatto uno studio vari anni fa sulla storia della letteratura ligure, e appunto che poi si è occupato di tante cose del Settecento, come sanno anche i nostri amici accademici. Grazie Stefano. Fingete una famiglia in cui ciascuno pensa in linea di religione a capriccio. La cosa forse potrebbe correre senza disordine, ma poi accordate a tutta quella gente libertà di coscienza e di culto. Si griderà da mane a sera e non basta. Che sì, che li vedremo ben presto alle mani. Contate, il padre è cattolico e ne esercita i doveri. La moglie è calvinista e vuole divorziare. Dei figliuoli uno è di genio turco, bisognerà fabbricargli la sua piccola moschea. L'altro è ebreo, e guai se non gli preparate fuori di tempo il pranzo del sabato o l'obbligate a qualche lavoro in quel giorno sacro per lui. Un terzo idolatra e viene ai denti con tutta la casa per il suo politeismo. Ateo è il quarto. Che Babilonia! Ebbene, vorreste voi essere capo di quella grottesca famiglia? Or discorrete d'un'intera nazione. Difficile trovare più capziosa confutazione del principio della libertà di coscienza. A esporla è l'impetuoso
letterariamente efficace, quando si tratti di praticare il genere della satira, Eustachio Degola. La citazione la estraggo da un appello rivolto a chi presiedeva la Commissione legislativa della Repubblica, l'avvocato Cottardo Solari, che si firmava con lo pseudonimo cittadino David Morchio. Appello scritto da Degola contro Solari, appare nel terzo numero degli Annali politico-ecclesiastici, 8 luglio 1797. È un periodico uscito prima con cadenza settimanale, poi quindicinale e alla fine addirittura mensile, ideato da Giovan Battista Molinelli e da Degola stesso, redatto principalmente, a quanto pare, da quest'ultimo, che usò lo pseudonimo cittadino Giuseppe Poggi e poi la sigla CSEDG, che pare debba essere sciolta con cittadino sacerdote Eustachio Degola Genovese. È ben dire che la Costituzione, approvata a fine 1797, trovò sulla questione della libertà religiosa una sorta di compromesso, ribadendo il primato della religione cattolica, ma escludendo la repressione della pratica, purché privata, di altri culti. Gli Annali segnano il punto più alto, ma anche il canto del cigno della pubblicistica giansenista in città. A Genova il cosiddetto giornalismo giacobino, ma in realtà non ogni gazzettiere si può arruolare in tale partito e certamente i giansenisti rifiutavano un'assimilazione, annovera tra il 97 e il 99, che sono anche gli anni della rivista di Degola, una trentina di titoli. Cronaca e propaganda, in cui i giornali, spesso di breve vita, stanno a fianco e gli Annali non fanno eccezione. Il fine era esortare la vecchia nuova classe dirigente che aveva aderito, magari obtorto collo, alla rivoluzione, a educare il popolo ai nuovi principi, anche quello renitente a seguire il nuovo corso e addirittura radunatosi sotto le bandiere dei rivoltosi, i cosiddetti Viva Maria. Politica e religione, nel nostro caso, come da titolo, in stretto connubio. La seconda, infine prevalendo, se la testata nel 1798 si mutò in Annali ecclesiastici. L'annuncio del giornale, con la primativa etichetta Annali politico-ecclesiastici, è il versetto di Matteo 23,8, omnes vos fratres estis, voi tutti siete fratelli, compare in una sorta di numero 0, anche se formalmente recante il numero 1, in data 17 giugno 1797, anno primo della recuperata libertà ed eguaglianza. L'imminente uscita fu annunciata da Degola al toscano Antonino Baldovinetti il 31 maggio di quell'anno, come il primo frutto della genovese democrazia, approfittando di un tempo della libertà recuperata, si ha tutto lo zelo di spargere e consolidare i più puri principi della nostra cattolica religione, sul piano degli antichi annali ecclesiastici di Firenze. E infatti il richiamo all'impresa giornalistica, che era stata di Scipione De Ricci, si accompagna a un appello alla collaborazione dei toscani. Più immediatamente valeva il modello contemporaneo delle parigine Annales de la Religion di Henri Grégoire, allora vescovo costituzionale di Blois, amico fraterno di Degola, come la sarebbe stato poi, salvo la distanza di età del giovane Manzoni. Proprio a Grégoire Degola scrisse qualche settimana dopo, il 27 luglio del 97, mandandogli copia del nuovo giornale, lodando il modello delle Annales, la modestie, l'esprit, la modestia, la dolcezza, la fiducia nella Chiesa, la carità pastorale che dominano in quasi tutte le pagine dei vostri annali, hanno formato degli ammiratori e degli amici. E invece additava come esempio da evitarsi per il tono fiero, minaccioso, il giornale diretto da Étienne Antoine Boulogne, Le Annales catholiques, il quale era un nemico della Costituzione civile del clero, anche se poi collaborerà con Napoleone. Ma qualche lettore, anche non pregiudizialmente avverso agli annali, come vedremo, lamenterà una faziosità non dissimile da quella di Boulogne. Tra le idee di Grégoire, ricordo, Degola condivideva appunto quella, da non tutti condivisa tra i giansenisti liguri, della Costituzione civile del clero. Per lui chiave di volta di un'auspicata rigenerazione della nazione genovese. Negli annali, come ha ben documentato Calogero Farinella, che ha scritto le pagine più belle, credo di poter dire, sul giornalismo giansenista genovese,
Negli annali prevalgono due grandi motivi, tra loro intimamente intrecciati. La riforma della Chiesa in senso antigerarchico, secondo un'ottica episcopale, il vagheggiamento di un ritorno a un'età aurorale, egalitaria del cristianesimo, in cui fede e organizzazione sociale perfettamente coincidessero. A questi due temi si accompagna la polemica spicciola, veicolata dalle cosiddette missioni nazionali, cioè la propaganda religiosa in città e soprattutto nelle campagne, e il rapporto dialettico con il potere, cioè con la Francia napoleonica, l'eroe generale in capo Bonaparte, spesso opportunisticamente evocato. Le programmatiche riflessioni sopra la libertà ed eguaglianza del 24 giugno 1797 sono dovute, apprendiamo dai carteggi, tutti noi continuiamo a usare la splendida edizione di 80 anni fa di Ernesto Codignola, che potrà essere anche migliorabile, ma che per adesso è l'unico strumento imprescindibile per conoscere l'intensa vita di questi uomini. Dai carteggi apprendiamo che l'autore non è Degola ma è Molinelli. Ma insomma sono rappresentative, direi, queste parole di un comune sentire. La religione, leggo, il Vangelo sono la base del pubblico ammaestramento. I suoi principi mirabilmente secondano la libera democrazia. Il libertino non crede, perché il suo spirito vuol sollevarsi al di sopra dei suoi simili, dominarli con sopracciglio filosofico. Il libertino, il lettore di Dolbach, credo, si irrita contro la religione e il Vangelo, perché le sue leggi con lo stabilire l'ordine fulminano inviciabilmente ed atterrano l'anarchia, che è l'idolo infame dell'indisciplinato suo cuore. Noi diciamo religione a un tempo e Evangelio. Molinelli fa poi significativamente il nome di Montesquieu, interpretato unilateralmente come colui che del governo monarchico aristocratico aveva additato le più gravi imperfezioni, i più pericolosi difetti. Sotto il nome, cito, di ben pubblico, di pubblica tranquillità, si appoggia, si protegge il privato interesse di pochi, che altra legge non ascoltano fuori di quella di un egoismo oppressore e tirannico. In un governo democratico, per l'opposto, aggiungeva, dove non è che un solo ordine di cittadini, tutti hanno i medesimi interessi, il medesimo fine, come tutti sono chiamati ugualmente a misura della loro qualità, delle più auguste funzioni legislatori o da altri pubblici custodi del bene della società. Tutti concorrono alla formazione di quel codice che contiene le leggi fatte con l'unico scopo di formare la pubblica felicità, vecchia parola del riformismo settecentesco, il titolo di un fortunato libro di Muratori. Ciò si poteva ottenere soltanto attraverso la pratica della virtù. La virtù è il giusto mezzo fra i due estremi. Questa parolina, virtù con i suoi derivati, il juste milieu argomentativo, il perno logico, retorico, che ricorre centinaia di volte sulle colonne del giornale. Termine ereditato evidentemente dalla tradizione illuministica, talmente generico da sembrare quasi pleonastico, ma che aveva riassunto negli anni del terrore l'annullamento dell'uomo nel cittadino, la famosa vertu di Robespierre. La parola da noi ha illustri precedenti nel Settecento. Perché quella stessa vita che tanti uomini ripieni di falso onore vanno così prodigalmente spendendo per il tiranno? Perché quella vita stessa non viene da loro sacrificata con più ragione, con qual virtù per togliere a colui, a chi governa la tirannide? Questo è Alfieri, niente po' di meno, che invoca la virtù per liberarsi dal tiranno, della tirannide, nel remoto anno 1777. Proviamo a seguire un paio di accezioni con cui questa parola è usata nelle colonne del giornale. La sorte degli uomini dipende dall'ordine e dall'eguaglianza. L'ordine è il principio costitutivo della virtù, la pubblica e la privata felicità che ne risulta il grande anello che unisce patria e religione. Quindi a misura che il governo politico richiama e dirige i cittadini nell'esercizio della virtù, che lo attaccano all'ordine e alla disciplina, sarà un governo compitamente analogo alla religione. Così leggiamo nel secondo numero del 97. E similmente in un articolo intitolato programmaticamente Democrazia analoga alla religione e al Vangelo, le virtù cardinali cristiane non confliggono in nessun modo con l'esercizio politico democratico, con qualche audace elucubrazione biblica che credo non stia in piedi, ma insomma, qual governo stabilì il Signore agli ebrei? La democrazia. Questa fu dapprima rappresentata dai patriarchi,
ossia dai gran capi delle famiglie alla saviezza e imparzialità dei quali i figliuoli tutti e i nipoti si assoggettavano facilmente per natural dipendenza e per una spontanea inclinazione. Questo primitivismo democratico, chissà se sarebbe piaciuto al giovane Leopardi, che scrisse anche lui un inno sacro. Manzoni ne scrisse non soltanto uno, ne scrisse 5. Quando nell'inno ai patriarchi o dei principi del genere umano immaginava una biblica età dell'oro. Ma Giacomo, molti anni dopo, nel 22, non sapeva che farsi della politica giacobina o carbonara che fosse. La felicità per lui era una questione intimamente metafisica. Altrove virtù ha un significato principalmente, se non esclusivamente, morale. 22 luglio 1797, un popolo ignorante adora non già la virtù reale, ma l'apparente splendore di chi gli detta la legge e lo guida qual bue sotto il giogo. Non è strano che la rivista ristampi, come farà altre volte, una pastorale di Benedetto Solari, attenzione, non Cottardo Solari, ma Benedetto Solari, che è il domenicano vescovo di Noli, approdato tardi al giansenismo, cinquantenne, ma diventato in poco tempo un esponente autorevole. Il 29 luglio dello stesso anno dichiara la preferenza che si deve al povero virtuoso sopra il ricco corrotto dal lusso. Recensendo la religion chrétienne e cattolique del padre Bernard Lambert, il giornalista sottolinea tuttavia l'impossibilità di concepire una società di atei virtuosi, che era il vecchio sogno di Spinoza e di Bele. Tutte le nazioni della terra hanno sempre avuto una religione. La maggior disgrazia per un popolo si è di non averne alcuna, perché senza di esse non vi è virtù, né morale né costumi. Ed una nazione senza morale, senza costumi e senza virtù è al momento della sua ultima rovina. Man mano che si prosegue, ci si inoltra nella lettura del giornale, appare chiaro come quel termine, se ci accontentiamo di questa minima, parzialissima disamina lessicologica, assuma sempre più un aspetto dogmatico che viene a prevalere sul concetto di virtù politica in senso giacobino. E non è in contraddizione con tale aspetto confessionale l'attenzione per i fatti bellici. Sul giornale è riproposta un'altra pastorale di Benedetto Solari del dicembre del 98, in cui si esortano i cittadini ad arruolarsi contro le navi corsarie inglesi. La dichiarazione di guerra dell'Inghilterra agli stati mediterranei alleati della Francia risaliva all'ottobre di quell'anno. Fate intendere al popolo, diceva Solari, che la guerra per giusto titolo dichiarata e intrapresa per amor della patria è opera buona e di merito presso Dio. E un'altra volta il richiamo biblico veniva sentito come necessario. Maccabei 3,59, meglio è per noi di morire in battaglia che vedere lo sterminio del nostro popolo e delle cose sante. Grande, mai sopito obiettivo del giornale sono le forme della devozione gesuitica o comunque ai gesuiti attribuita. La compagnia, si sa, era stata sciolta da un quarto di secolo, anche se sopravviveva nella Polonia assoggettata alla Russia, ma Degola era convinto, e forse non aveva torto, che sotterraneamente continuasse a vivere e a corrodere, a suo giudizio, la purezza del vero culto cattolico. Come appena abbiamo sentito, tipica è l'avversione per i sarcasticamente denominati cordicoli, cioè i fedeli che concorrevano alla festa gesuitica del cuore, del Sacro Cuore, cui nel numero 9 giugno 1798 sono consacrate alcune pungenti osservazioni, dove non manca un riferimento, oltre alla seicentesca suora Alacoque, presunta inventrice del culto del cuore carneo di Gesù, l'arcivescovo di Saint-Jean-Joseph Languet, morto da molto tempo, che era stato al tempo dell'antico regime il capo del partito dei devoti. Cito: i cordicoli hanno voluto canonizzare la material cardialatria, che fu lungamente l'oggetto dei loro voti in segreto, ed ora non si vergognano di palesarla solennemente dai pulpiti, nei loro quadretti, libricini, pratiche, offerte, novene. Essi fanno discendere dal cielo questo culto novizio, ma sgraziatamente la rivelazione che ne attribuiscono alla loro suora Alacoque non regge le regole di una sana critica, lasciando stare per adesso le stravaganze, le puerilità, i grossolani errori coi quali ne ha tessuta la vita il famoso entusiasta Languet, arcivescovo di Saint. E addirittura insinua, io non so se questo sia vero, mi rivolgo per consulenza ai teologi, che questa
pratica, la cui invenzione è attribuita appunto alla monacella borgognona seicentesca, risaliva al nestoriano, ariano e forse anche sociniano Thomas Godwin. Una bella insinuazione, i gesuiti allievi dei puritani, niente meno. Ma sappiamo, anche dagli studi dell'amico Fontana, che quel culto piaceva al popolo e che era difficile insegnare al popolo la purezza, la sobrietà devozionale, tanto cara ai giansenisti. Tra le prove letteralmente più vivaci, un dialogo tra un romano emigrato e un fiorentino, 4 agosto 1798, secondo, numero 31, dove il giornalista usa in avvio socraticamente l'arma dell'ironia. Al romano che chiede quali novità arrivassero con lettere di Genova, il fiorentino replica informandolo che tutta la ligure nazione è caduta in eresia, tutta dall'arcivescovo sino all'ultimo popolo, tutti fuori dai regolari, intende i frati regolari. La questione qui riguarda la cessazione del potere giudiziario delle cancellerie vescovili, contro cui invano l'arcivescovo Lercari si era appellato. Presto Lercari sarebbe stato esiliato a Novi. È una bella lezione per imporre le idee care ai giansenisti contro il potere temporale della Chiesa. Gesù Cristo fuggì per non essere fatto re. Non diede agli apostoli altra podestà che quella di cui era rivestito come figliuolo dell'uomo. Le loro incombenze altro non doveva essere che la predicazione del dogma e della morale, l'amministrazione dei sacramenti, sciogliere i peccatori penitenti, legare con le pene spirituali contumaci, cacciarli dalla Chiesa, crearsi dei cooperatori nel pastorale ministero, organizzare la gerarchia. E a questa disamina storica seguiva una invettiva contro i pastori che dormono sull'incredulità e sulla scostumatezza e che sono soltanto nutriti di ambizione per la terrena autorità, che mirano gli umani vantaggi, si svegliano solo per minacciare il popolo. E di fronte forse a pagine simili che si levarono anche all'interno della cerchia giansenistica voci che invitavano il giornale a una maggiore prudenza. Anche questo ci è stato ricordato molto bene da Farinella subito, sin dal 1 luglio del 97, Vincenzo Palmieri, che pur del giornale fu contributore, scriveva a Scipione De Ricci raccomandando la moderazione per gli annali politico-ecclesiastici. E lo stesso Vescovo Solari, l'anno dopo, il 18 agosto, pensava che fossero eccessivi i toni contro i molinisti, cioè i sostenitori della teologia morale gesuitica. E anche le parole usate contro l'arcinemico di Degola, cioè l'arcivescovo Lercari. Il 23 dicembre scriveva che accusarlo di complotti antipatriottici senza prova non era ben fatto. Questi sospetti non devono crearsi arbitrariamente, né con vaghe espressioni e con artificiose reticenze, dare occasione a farli nascere nell'animo dei lettori, che mi pare che sia, dal punto di vista della critica stilistica, un'appropriata critica dell'insinuante prosa degoliana. Non pare che tali suggerimenti, se non proprio rimproveri, smuovessero più di tanto il prete genovese. Semmai dispiaciuto che la forza della sua penna fosse impotente nei confronti dei nemici, da qualunque parte provenissero. Ancora a Gregoari, il 4 aprile del 1798, scrive che gli pareva difficile perseguire il doppio obiettivo che il giornale si era posto fin dall'inizio, combattere la superstizione da una parte e l'incredulità dall'altra. Les fidèles, excepté un petit nombre, honnêtes dans notre disposizione, che è un bellissimo anacoluto, non so se il testo è corrotto, ma se non è corrotto è un bellissimo anacoluto. I fedeli, toglietene qualcuno, si è nella triste posizione di dividerli in due gruppi, i superstiziosi e gli increduli, i fanatici e gli indifferenti. In una parola, il fariseismo e il sadduceismo si disputano il campo della Chiesa. Diagnosi amara che evidentemente non riguardava solo Genova. Diagnosi che in quella stessa lettera riaccendeva paradossalmente in Degola la convinzione millenaristica che il tempo di una nuova era, di una rigenerazione, certo non indolore, non era lontano, quando sarebbe avvenuta, indizio supremo, la spontanea conversione degli ebrei. Nous allons rapidement faire place au retour d'Israël. Siamo pronti a dare spazio al ritorno di Israele, nella pienezza, la famosa plenitudo temporis,
che sarà la ricchezza e la consolazione della Chiesa. A tale tema della conversione in massa degli ebrei, che si basa principalmente su un passo paolino dell'11ª lettera ai Romani, Degola si dedicò sino agli ultimi giorni, lasciando incompiuto uno scritto proprio intitolato sulla conversione degli ebrei, un tema che è stato studiato anni fa molto bene da Marina Caffiero. L'ultimo numero degli Annali porta la data del 7 dicembre 1799. La situazione politica è definitivamente mutata, la dirigenza della Repubblica Ligure è stata rimpiazzata da un ristretto collegio, soggetto poi dal febbraio del 1800 all'arbitrio del generale Massena o Massenà, che sarà, come tutti sanno, il difensore di Genova durante il lungo assedio. Questa era la diretta conseguenza del 18 Brumaio, cioè del colpo di Stato di Napoleone il 9 novembre del 99. Peraltro quasi tutta la riviera di Levante era già stata occupata dagli austro-russi. Ed Egola aveva visto sfumare in quell'anno 1799 il progetto che tanto gli stava a cuore dell'ordinazione vescovile di un suo pupillo, Gianfelice Calleri. L'unico, ricordo, ce l'ha ricordato in un vecchissimo ma validissimo libro ancora, Francesco Ruffini, che, credo l'unico, scrive a favore proprio della libertà di coscienza, addirittura estesa agli atei. Quella libertà di coscienza, come abbiamo visto all'inizio, non dava aggenio a Degola. Quasi tutto l'ultimo numero del giornale è dedicato a un necrologio di Papa Braschi, Pio VI, il martire della rivoluzione, il prigioniero ed esule. Necrologia, a dire vero, un po' tardiva, essendo il Papa morto il precedente 29 agosto, si sa, in Francia, nella remota Valence, in Auvergne. Penso che sia proprio Degola l'autore dell'articolo, che soprattutto negli ultimi mesi si trova a essere il redattore unico, lo sappiamo ancora una volta dai carteggi. Esprime umana pietà per l'uomo, ma si astiene in sostanza dal giudicare troppo severamente il pastore, che nel 94 aveva scagliato contro il sinodo di Pistoia, l'autorem fidei. Cito: l'umanità soffre alla considerazione di un vecchio infermiccio, trasportato a un tratto dal più ridente soggiorno sopra una montagna per la maggior parte dell'anno coperta da nevi, e in un castello dove da più secoli non si relegava che la più sfrenata gioventù. Il cronista in realtà si rammarica che sino all'ultimo indarno il Papa aveva osservato un disastroso silenzio sull'afflizione della Chiesa anglicana e riferisce tutti gli atti, se non di sottomissione, di comunione da parte del clero costituzionale all'arrivo del Papa sul territorio francese, il che solo in parte, credo, equivaleva al vero. L'articolo si concludeva con l'auspicio che il conclave, convocato a Venezia sotto la protezione austriaca, un conclave lunghissimo, non come questi conclavi a cui siamo abituati che durano 24 ore al massimo, lunghissimo, locale di mesi e mesi, e sperava l'articolista che si potesse evitare nell'elezione del Papa l'influenza delle grandi potenze straniere, e formulava la tipica domanda giansinistica, tipica della sensibilità giansinistica: egli è poi necessario che il Papa esca dal numero dei cardinali? E espressione c'era anche di un sommesso caveat: bisogna fare di tutto per evitare un nuovo scisma. Il redattore rimandava i cittadini rettori al nuovo anno, precisamente al foglio degli 11 di gennaio 1800, che non uscirà mai, l'appuntamento non verrà rispettato. Mesi dopo, il 12 ottobre del 1800, in una lettera indirizzata da Genova a Jean-Baptiste Mouton, arcivescovo della chiesa di Utrecht, Degola riepilogava gli avvenimenti recenti e formulava un vago auspicio. Cito: all'ingresso delle truppe austriache, giugno 1800, la diocesi fu intieramente nelle mani dei miei nemici, ossia dei nemici della verità. Ne credeste che le cose abbiano attualmente miglior aspetto? Un numero di eccellenti parrocchi è stato espulso e senza alcuna forma di processo. Io ne gemo nel silenzio ai piedi della verità crocefissa. Come mi sono ridotto quasi interamente. Poco spero, nulla scrivo. Tempus est tacendi. Aspetto tranquilli i momenti del Signore che mi segnino e mi ordino che sia tempus loquenti. Pregate per la afflitta Chiesa ligure. Dio, spero, alla fine cesserà di percuoterci e sono certo che tutto ritornerà alla sua gloria e alla santificazione dei suoi eletti. Il silenzio di Degola non sarebbe stato
né breve né indolore. L'ottuagenario invincibile arcivescovo Lercari, come accennato in sostanza nella lettera, aveva lestamente approfittato della capitolazione di Genova per ridar voce al partito anti-giansenista, e neppure il tempestivo ritorno dei francesi riportò Degola in quella posizione di arbitro, pur duramente contestato, che per tanti mesi era stato suo. Nel 1801 decise di recarsi in Francia, da lì intraprendendo un lungo viaggio per l'Europa in compagnia dell'amico Grégoire. Viaggio documentato da questo diario, di cui ci parlerà fra pochissimo Stefano Verdino. Non smise di scrivere anche dopo la Restaurazione. Il ponderoso, sarcastico Catechismo dei Gesuiti 1820, molto in là, che porta una falsa data di stampa, dovette però avere scarsissima circolazione, se è raro oggi nelle biblioteche italiane. La Genova a cui Degola nel 1805 infine tornò, oppressa dal conformismo religioso e dall'autoritarismo del governo francese, in niente somigliava alla città di fine secolo, quando il prete aveva energicamente esercitato il suo magistero politico e dottrinario anche dalla libera, faziosissima tribuna degli Annali. Grazie. Grazie Franco per questa brillante relazione che ci ha fatto vedere appunto la passionalità dell'uomo e anche connessa a queste sue qualità di scrittura sarcastica, l'estremismo di Degola e anche l'estremismo della sua scrittura, no? Dove arriva anche appunto a la cardiolatria, appunto, che era parola usata anche da altri, ma ci sono spesso in Degola tutte queste espressioni originali, come appunto anche i soggiorni nella sua amata villa della Costa di Sestri, dove racconta come che poi faceva anche poi l'ortolano lì, esercitava le sue rusticazioni, no? Quindi con questo latinismo che viene utilizzato. E ora tocca a me, dunque questo si va avanti schiacciando così? Girandolo così, giusto? Ecco. Dunque io ho messo alcune immagini, questa croce che vedete a questi scomparti è il regalo che fece Degola a Enrichetta Manzoni, alla giovane sposa di Manzoni, con la conversione. Ed è una curiosa croce perché all'interno ci sono queste reliquie, queste immagini di reliquie dei cosiddetti santi di Port-Royal, la grande abbazia giansenista vicino a Parigi, che era stata distrutta, qua vedete l'immagine, dal Re Sole nel 1709. No? Questa abbazia è uno dei perni della cultura francese del Seicento, è quella a cui è legato Pascal, a cui è legato Racine, come due figure massime. Poi ci sono tutte le grandi figure di Arnaud, Nicole, legate, che sono state anche molto importanti poi per la figura di Manzoni. No? E Degola aveva proprio un culto, l'abbiamo parlato del giansenismo, ma proprio un culto proprio lui appunto, si è parlato prima appunto del fastidio per i pellegrinaggi, per lui il pellegrinaggio a San Royal, alle rovine di San Royal, perché appunto San Royal viene distrutto dal Re Sole, queste sono le rovine attuali dell'abbazia di Port-Royal, che lui frequenta nel periodo francese, quello dove di questi quasi 5 anni in cui lui sta ospite del Grégoire a Parigi, e dove fa questi continui pellegrinaggi munendosi anche di mappe, e ci sono questi racconti in cui lui cercava di recuperare i luoghi concreti dove erano stati così, trafficando tra rovi e pietre, no? E capita proprio questo avviene negli anni 1801-1805, appunto negli archivi vaticani c'è una redazione scritta in francese, scritta in italiano appunto sul senso del pellegrinaggio a Port-Royal. Poi nel 1809 è l'anno secolare, no? È l'anno in cui diciamo si celebra l'anniversario della distruzione di Port-Royal.
ed esce appunto questo libro. In una nuova edizione, era già uscito nel 1801, ma proprio per il centenario questa nuova edizione ampliata del Grégoire, sulle rovine di Port-Royal. La distruzione è il 28 ottobre 1709 e quindi il 28 ottobre 1809 è l'anno centenario e c'è una celebrazione. Ci sono in questo tardo autunno parigino 300 persone che vanno tra le rovine e l'oratore ufficiale è il Dégora. Il Dégora c'è un oratoriano che prende appunti, no? C'è tutto un racconto che viene fatto, no? Per cui ci sono queste persone che in questo campo, Dégora si pone tra un albero e delle rovine, c'è anche una guardia tipo forestale che viene incuriosita a sentire che cosa si dice. E Dégora tiene questa infiammata orazione che appunto viene citata da Francesco Ruffini nel suo monumentale libro sulla vita religiosa del Manzoni, come una prova di brillantissima orazione, che qui viene appunto riportato uno stralcio in questo volume scritto per il secondo centenario, no, 1909, della distruzione di Port-Royal, no? E che in breve dice questo, no? Questo ve lo leggo, dove ci sono alcuni elementi che abbiamo visto alla distruzione disperata del calvinismo, alla fede vana dei luterani. I gesuiti si opposero soltanto a quella superbia giustizia piena di presunzione e a quelle opere farisaiche che la fede ripudia, perché non hanno la carità come principio. I cosiddetti riformatori, cioè i luterani, conoscono solo le grazie necessarie. I gesuiti hanno sostituito a questa illusione le grazie volubili che attenuano l'idea dell'onnipotenza divina. I protestanti rifiutano i sacramenti o li distorcono, i secondi li hanno profanati, escludendo i mezzi che preparano a riceverli fruttuosamente. Mentre i protestanti facevano a pezzi il codice di legge con mani libertine, i gesuiti, sotto il velo di un'ipocrita pietà, ne preservavano la lettera per distruggerne impunemente lo spirito. Questi ultimi instaurarono un governo arbitrario all'interno della Chiesa, concentrando il loro dispotismo nella curia romana, mentre i primi attaccavano ogni rapporto gerarchico attraverso quella desolata anarchia che è sempre stata il loro idolo e la base principale della loro ribellione contro l'autorità della Chiesa, no? E quindi questa lotta allora tra Sadducei da una parte, che sarebbero i protestanti, secondo le interpretazioni appunto delle divisioni ebraiche antiche, e i farisei dall'altra, che sarebbero i gesuiti, e questa fu una lotta perpetua, ma per cui condussero questa lotta tra queste due cose. Cosa ha portato l'incredulità dominante dell'epoca moderna, no? Ma l'illustre opera di Port-Royal, orientata costantemente lungo il lungo cammino tracciato per i figli della fede, della scrittura e dell'educazione apostolica, quest'opera immortale ha conservato e trasmesso a noi il suo deposito di scrupolosa fedeltà, no? Ecco, questo è probabilmente, dopo i 3 anni genovesi, forse il momento anche di maggior prestigio, se vogliamo, internazionale di questi 300 così, che vanno a sentire questo prete genovese in questa orazione in questa abbazia distrutta. Questa dimensione di Port-Royal è costante, come vedete in questa lettera che scrive a Scipione de' Ricci, no? il vescovo di Pistoia, quello che aveva organizzato il famoso sinodo del 1786, così importante, così sponsorizzato, come è stato detto, dagli Asburgo, no? Perché gli Asburgo appunto promuovono un'idea di chiesa moderna, libera dalla situazione di dominio pontificio. Sappiamo come Pio VI appunto debba andare a Vienna in qualche modo a sentire le volontà di Giuseppe II, no? E vedete che quando mi imbattono i nemici della verità, appunto un tonico alla lettura dei necrologi di Port-Royal. Questo tema del necrologio e del necrologio dei martiri della verità sarà un elemento fisso, un chiodo fisso di Dégora, no? Tanto che più volte mi sono rallegrato di potermi lusingare e di essere uno di loro, no? Questa lettera è di un giorno particolare, come vedete 28 giugno 1794,
lo stesso giorno appunto in cui questo breve del Papa Pio VI, quello appunto che Franco Arato ci ha raccontato, ora poi commemorato appunto così con incertezza da Degola quando muore nel 99, condanna appunto il sinodo di Pistoia come appunto eretico. Quindi questa modernità di questa ipotesi di cattolicesimo viene condannata, no? E vedete, pochi mesi dopo lui scrive a De Ricci, no, questo scandalo di cui si è nuovamente coperta Roma, Roma, no, come vedete, delitto di urtare le ildebrandesche millanterie, no, da Ildebrando di Soana, da Gregorio VII, i pregiudizi scolastici, eccetera, no? Quindi scomuniche di tutti i tipi. Nel frattempo il Degola, anche anni prima, è molto attento in questi epistolari che sono, ecco, l'epistolario di Degola, Franco Arato ha ricordato questi preziosi tomi dei carteggi dei giasseristi liguri di Codignola, 3 tomi giganteschi, ma le lettere non sono solo lì, molte sono in questo libro di fine Ottocento di De Gubernatis, in cui vengono riprodotti appunto queste note di viaggio, dei 2 viaggi, soprattutto quello olandese e quello tedesco, e tutta un'altra serie di lettere. È interessante questa del dicembre, in cui siamo ancora prima della Repubblica, siamo ancora nella vecchia Repubblica, ma dove ci sono i primi notizie di sovvertimenti, no? E dove ho scoperto che il 10 dicembre, cioè anniversario appunto del 1746, diciamo di Balilla, era già la processione al santuario di Regina, era già appunto attivo nell'antica Repubblica, che poi sarà poi molto importante, poi il tempo del 100 anni dopo, nel 1846, eccetera. Il Doge con i Serenissimi Colleghi vanno a questo santuario il giorno 10, no? E sono passati in un quartiere molto abitato, una turba di donne e ragazzi, fiancheggiati da un popolaccio di plebei, fece un grandissimo chiasso, chiedendo pane. Vi fu chi ne gettò uno nella portantina del Doge per fargli conoscere la piccolezza e pessima qualità. Un senatore che fa negozianti di grani ebbe indosso una furia di proverbi da fare considerazioni. A buon conto un disordine ha portato che il popolo è stato sentito e soddisfatto, no? Cioè in qualche modo questa dimensione di questa rivolta momentanea, e però appunto occorre sentire il popolo, no? Si è fatta attenzione, esiste questo popolo, no? Che dà queste prime manifestazioni. L'anno dopo c'è un'ipotesi, ecco, Degola è un prete, semplice prete, appunto si direbbe con la poesia di Caproni, non è mai stato altro che prete, non ha mai ambito a carriere, quando c'è l'ipotesi di una parrocchia a Voltri non è assolutamente convinto, anzi lui e il suo grande maestro è il Molinelli, e lui vuole schivare questa perché appunto scrive questa lettera dicendo: ma se io fossi sicuro di poter fare il prete come voglio io, ma poi appunto non voglio invece fare appunto le varie ipocrisie, la cardiolatria. Qua abbiamo di nuovo in balzo, come vedete, la cardiolatria, questa di pretendere appunto quello che si diceva, no? La devozione al cuore di carni di Gesù, questa cosa così ripugnante di questa dimensione così carnale, come io la sento predicare in città, che era di successo, no? E quindi e dice: se uno venisse da me a contestarmi quello, io potrei passare sopra questi disordini e stare come un cane muto, e allora è meglio evitare la parrocchia, no? E infatti lui apparteneva a una famiglia di negozianti che aveva il negozio qui in via Giulia, quindi la prima parte di via 20 settembre. Infatti nelle varie lettere dice: scrivete famiglia Degola, via Giulia numero tal dei tali. E le lotte appunto sono lotte soprattutto nei confronti appunto di questa chiesa tradizionale che non riesce a smuoversi, nonostante appunto questo nuovo Vangelo, per dire così, della Costituzione civile del clero francese, no? I preti che finalmente sono all'interno di una società, no? Non devono dipendere a tutta una trafila curiale, soprattutto quella scellerata Roma, no?
E il nemico, appunto, è stato detto già l'arcivescovo Lercari, ma il nemico principale, l'anima nera dell'arcivescovo Lercari, era il parroco della chiesa delle Vigne qui sotto, che si chiamava Giambattista Lambruschini ed era di Sestri Levante, e con cui ingaggia una battaglia tremenda. Vedete, quel birbante di Simoniaco, il prevosto Lambruschini, quel prostitutore della cattedra teologica del seminario, quel vilissimo leccapiedi dei gesuiti, quell'impudente calunniatore del Sido di Pistoia, ebbene, ha avuto la bindoleria di circondare il vecchio imbecille nostro arcivescovo e gli ha strappato la parola di essere fatto il suo coadiutore, no? E questo appunto il Degola, appunto, brutale poi nelle sue comunicazioni epistolari, no? Questo, quindi qua siamo nel 97, siamo già nella Repubblica democratica, e poi la lettera continua. È il momento in cui Degola ha un potere, come ha ricordato Franco Arato, nei primi mesi della Repubblica democratica, e Degola riesce a intervenire, a impedire, perché appunto uno degli elementi è la riorganizzazione dei seminari, no? Educare il clero in base a una verità, a una religione che non è la devozione, come abbiamo visto, il cuore, eccetera, ma invece i testi e l'autenticità del messaggio, no? Ma poco dopo questa dimensione, questa lotta e questo momento di dominio di Degola dura poco, perché dopo c'è la lettera che è quella che ha già ricordato Franco Arato al Grégoire, con cui comincia a corrispondere. E Grégoire era questa figura così luminosa. Vi ricordo che Mitterrand, per il bicentenario della rivoluzione francese, ha portato nel Pantheon la tomba di Grégoire, che è il primo anche antischiavista, il primo contro le discriminazioni razziali, dove c'è questa, che aveva già ricordato Franco Arato, questa situazione in cui lui vede l'incredulità crescente e quindi la profezia di San Paolo, che appunto Dio tagli l'olivo in cui siamo seduti grazie all'atto di misericordia gratuita, e appunto c'è soltanto la speranza millenaristica del ritorno di Israele, no? di questa dimensione, che questa è molto stata studiata, e questo è un qualche cosa che anche poi i giansenisti francesi, soprattutto questo alto magistrato Laget, che qui vedete, ecco, questo è il Grégoire. Il primo è un disegno di David del periodo rivoluzionario, qui appunto è nelle vesti di vescovo di Blois, e l'altro invece è questo magistrato, Jean Laget, che è un grande vicepresidente della Corte d'Appello di Napoleone e poi presidente della Corte imperiale di Napoleone, che è quello che sostiene appunto queste articolazioni millenaristiche e il ritorno intermediario di Cristo sulla terra per riportare a una conversione. Tutte queste dimensioni così di errori, forse che più che eresie, che sono poi anche molto suggestive, molto interessanti, oltre che molto fantasiose. In questa situazione Degola va in Francia nel 1801 per il decennale del clero costituzionale, dove c'è questo sinodo di preti costituzionali. Ma nel frattempo quel demone del parvenu di Aiace di Napoleone fa il concordato con Pio VII, no? Per cui il clero costituzionale viene in qualche modo messo da parte da Napoleone. Cioè, è un po' come il caso di Campoformio per Foscolo, no? Questo fatto che appunto mentre c'è il sinodo dei preti costituzionali organizzato dal Grégoire, Napoleone invece fa il concordato con Napoleone, che mette fuori gioco il clero costituzionale, no? Allora lui rimane in Francia, ospite del Grégoire, e comincia a viaggiare. Prima c'è questo viaggio in Inghilterra, no? Che questo è molto divertente, questa lettera che lui scrive appunto al vescovo De Ricci sulle cause di divorzi inglesi, no? Dicendo il fatto che ci sia gli adulteri non ha importanza, l'importante è pagare, no? E c'è questo curioso paragone, vedete, presso certi popoli selvaggi il corruttore di una maritata è obbligato a pagare l'adulterio con un porco arrostito che mangia con la donna infedele e col marito. In Inghilterra si è cambiato un porco in oro, ma al fondo l'operazione è la stessa.
Del resto gli inglesi alle imperfezioni delle loro leggi uniscono la quasi astinenza dal pane, l'ingordigia per le carni semicrude, per i forti liquori, l'attacco alla passione del ladroneccio, dell'ubriachezza, eccetera, no? Questi viaggi che faceva con Grégoire erano, diciamo, nello spirito quello di conoscere, diciamo, tastare il polso allo stato attuale delle chiese, non soltanto della Chiesa cattolica, ma anche delle varie chiese, e anche promuovere, soprattutto da parte di Grégoire, un dialogo anche interreligioso, quindi si parlano tanto con pastori protestanti, luterani, rabbini, visitano sinagoghe, eccetera, no? E ci sono queste curiose conversazioni, come questa di un'ora e mezza in latino con il parroco di Amsterdam, che lo tratta rapidamente in questo diario. È civilizzato, non è ignorante, ma non pare neanche molto istruito. Però sono d'accordissimo di pensare con la cattiva genia che gira nella corte romana, e soprattutto l'aborrito Cardinal Consalvi, no? Cardinal Consalvi è il braccio destro del Papa, no? Che non era neanche prete, era un raffinatissimo diplomatico, che viene visto come il fumo degli occhi, no? È tutta quella, la dimensione dell'etichetta, della formalità, tutta quella chiesa che a uno come Degola naturalmente non piace, no? E non mancano appunto le visite alle sinagoghe, no? Che tutte si fece preghiera per Grégoire, che non lasciò di sentire il cattolicesimo, ma insomma, ma in tutte lui vede soltanto gran distrazione, ciarle, curiosità. Poi 2 anni dopo il viaggio in Germania. In Germania incontrerebbe persino anche Goethe, non è chiaro nella trascrizione, ma di cui non c'è una... Va a Weimar, ma è interessante invece questi mini schizzi, come questo su Schelling a Würzburg. Schelling che aveva 30 anni, no? Che era professore, no? E che visto come spinozista, appunto, e poi l'altro, questo teologo protestante molto importante, no? Che è stato il maestro di Feuerbach, Paulus, di cui da questo ritratto, in effetti, vedete, lo vidi magro, occhi un poco invasati, pretende che gli apostoli erano persuasi di un prossimo ritorno degli ebrei, così spiega Lettera ai Romani. Del resto questo è un pazzo, era un ebreo, poi luterano, non si sa che cosa creda, venera Spinoza, di cui diede una nuova edizione, cerca sedurre seminaristi che già erano 60 e non sono che una ventina, no? Quindi i ritratti sono sempre così acidi, no? E il più clamoroso naturalmente è quello, è ricordato anche Don Paolo che si è occupato dei viaggi, è quello che fa a Wittenberg, nel senso dove la città di Lutero, no? La città di Lutero, dove lui sale sul pulpito. Questa è una foto di tardo 800, per cui la chiesa era stata già ristrutturata in uno stile neogotico, e quindi quella che vede Degola nel luglio del 1805 era sicuramente diversa. Però lui sale su questo pulpito, vedimo tra gli altri 2 incavi ove marcirono i corpi di Lutero e Melantone, rimpetto i 2 ritratti, Lutero in specie di tonaca e stivali gialli, Melantone a cui dissi anactema Melantoni, roba nera con pellicce in contorno come professore greco. Montai sul pulpito e dissi di là, anatema Lutero, no? Quindi in questa dimensione. Poi è un personaggio, come vedete, di singolare passionalità. Il viaggio finisce a Strasburgo quando i 2 si congedano nel 1805, no? Con questo commosso saluto con questo amico, no? Tra le lacrime, no? che in ginocchio con questa cosa. Grégoire torna a Parigi e lui torna a Genova. A Genova lui, diciamo, si basa maggiormente la sua collaborazione con Assarotti, con cui era già amico precedentemente, ma dove Assarotti è quello che qua sotto ha le scuole pie, quindi ha questa attività molto importante dell'Istituto Sordomuti, no? L'Istituto Sordomuti diventa un qualche cosa di estremamente importante nella città di Genova, tanto che, come sapete, Napoleone lo promuove, no? E costruirà
il nuovo edificio, quello che c'è tuttora, che ora si chiama Fondazione Assarotti, come sappiamo, in Santi Giacomo e Filippo, il grande istituto sordomuti, che è un edificio fatto nel 1812, sul lato, scendendo da via Serra, sul lato sinistro verso la collina e la strada di San Bartolomeo degli Armeni. Ancora in epoca napoleonica c'è l'ipotesi di fare il sindaco, il maire di Sestri Ponente, no? Che gli viene fatta. Ma vedete il rifiuto che lui dà in questa carica politica. Ma mi ributtano, dite, nella quarta riga tutte le operazioni che presentano un'idea di coazione, e ne conservo prove funeste nel mio economico, nella mia situazione, e le risento per poco che mi richiami alla memoria le gravi perdite sofferte. E vedete, io sono un ecclesiastico e sotto questo rapporto non posso caricarmi di un ufficio in cui devono, come fare un sindaco, esercitare delle violenze che, per quanto vogliono dire legali, disdicono alla lenità, alla dolcezza, alla cura del mio ministero. Poi l'esercizio delle mie funzioni spirituali non mi lascerebbe il campo necessario per compiere i doveri di un'amministrazione civile. Le mie abitudini sono il silenzio, il gabinetto, la conversazione di alcuni amici, risorsa indispensabile al mio umor melanconico, l'educazione di 3 nipoti che affeziono teneramente. La mia situazione è vivere in famiglia, gli alternare l'abitazione dei campi con frequenti gite e con le lunghe stazioni in città. Quelli erano i luoghi di Degola. Uno, l'abbiamo già detto, è la villa che c'è alla costa di Sestri, dove ora c'è un circolo Acli che il mio amico Piero, che è qui con noi, frequenta, dove c'è la villa, dove c'è questa grande targa che ricorda in questa villa il soggiorno dei Manzoni. Nel maggio del 1811 tutta la famiglia Manzoni fu ospite di questa villa, sulla strada poi per andare al Gazzo, e in città, questa è una mappa di Genova di allora, dove vedete in rosso segnato la strada nuova, dove non ci sono poi non ho più segnato le scuole pie, perché ho segnato già qui, perché la mappa è del 1840, fuori delle mura e fuori dell'acquasola che è ancora nelle mura, Piazza Corvetto non esisteva ancora ovviamente, l'altra segnata in rosso è l'attuale Istituto Sordomuti, e dove che era il luogo importante che appunto ha patrocinato, costruito da Napoleone per Assarotti. Le metodologie di insegnamento di sordomuti di Assarotti sono importanti, hanno un grande livello in Europa, sono celebrati da più parti, no? Anche l'abate Cesari, venendo a Genova, ne fa un'orazione, un elogio, tanto che tra gli oggetti c'è nel tour imperiale che fa Francesco I, imperatore, col Metternich, nella visita a Genova, tra i luoghi di grande pregio per far vedere alla visita al sovrano e al Metternich della città, non c'è ancora il teatro perché non era ancora stato fatto, quindi l'opera lirica è ancora a Sant'Agostino, c'è la passeggiata all'Acquasola e c'è la visita 1825 all'Istituto Sordomuti, dove magari il Degola avrà fatto una reverenza al Metternich, sempre meglio il Metternich del Papa, in qualche modo perlomeno della Curia e dei Gesuiti. Lassù in cima, quella siamo più o meno immaginato alla cima, via Sarotti non c'era ancora, di San Bartolomeo degli Armeni, che comincia, come sapete, proprio dall'Istituto Sordomuti. C'era una villa a Durazzo dove negli anni della restaurazione era stata affittata dalla duchessa vedova di Sassonia-Coburgo-Altenberg, Carlotta Amalia, e da questo suo accompagnatore che assomiglia un po' a Tajani, che è il barone von Zach. Questo barone von Zach è un barone ungherese che era un grande astronomo, no? Loro vivono una decina, il barone ungherese è cattolico, la duchessa è protestante, e vedete sotto è il memoriale che c'è nel cimitero dei protestanti a Staglieno, fatto da una nipote della duchessa, appena è stato costruito poi il coso di Staglieno. La Granduchessa, se volete saperlo, è la bisnonna del principe Alberto, del marito della regina Vittoria. Il barone von Zach, e lì vivevano in questa villa dove il barone ha un osservatorio astronomico e dove dirige da Genova queste importanti riviste francesi di corrispondenza astronomica.
E lì, come già a Parigi, Degola viveva da Grégoire e faceva questo pranzo quindicinale col presidente della Corte d'Appello Ager, così qua vive appunto spesso o in famiglia o da Assarotti con questo pranzo quindicinale da Fronsac, e anche con l'utopia, il desiderio di convertire al cattolicesimo la vecchia duchessa, no? E Azac, tra l'altro, lui scrive questa bella lettera nel 20 in cui dice: sono consapevole che non tutti sono in grado di approfondire discussioni teologiche e che non tutti possono seguire le controversie. C'è un principio che richiede solo un cuore retto per essere compreso: si tratta di considerare ciò che la Chiesa credeva durante i primi 5 o 6 secoli. I più rinomati ministri protestanti, calvinisti e di altre sette hanno dovuto concordare sul fatto che la fede della Chiesa fosse molto pura fino a quel momento. Dopo questa missione è stato dimostrato chiaramente che nell'attuale fede della Chiesa cattolica non c'è un solo dogma sconosciuto ai primi 6 secoli, cioè occorre tornare in qualche modo a quella dimensione di Chiesa primitiva. Poi ci sono un'altra corrispondenza. Poi sul rapporto manzoniano ora è la prossima relazione di Luca Badini con Falonieri, ma ricordo che Degola appunto invita a una caratteristica dell'epistolario di Degola, che è un epistolario tentacolare perché riguarda appunto Genova, riguarda l'Italia, la Francia, l'Olanda, con tutta una rete di rapporti in cui è lui che invita appunto come figura spirituale al Manzoni il canonico di Sant'Ambrogio, che poi diventa vescovo di Pavia, il Tosi, che è però una persona molto più moderata di lui, no? E anche più accomodante. Infatti quando il Tosi si occupa del primo Lamennais, il primo Lamennais appunto è reazionario, è quello saggio sull'indifferenza, appunto gli tira una filippica, no? Ma mi sorprese il vedere che Lamennais abbia finito di combattere l'indifferenza concertando una lambiccata quasi kantiana metafisica dalle basi che si può ricondurre facilmente all'indifferentismo. La Chronique, che è una rivista francese su cui scrive Vergoire, fa toccare con mano che questo, corifeo di moderni curialisti francesi, è una tesi mal organizzata, no? E vedrai che questo è un pazzo sul Piziano, no? E vedrai cadrà appunto decisamente anche lui. E le ultime corrispondenze con Grégoire sono interessanti. Anche Grégoire, sopravvissuto anche a Napoleone, è diventato senatore, votato con grande scandalo, poi sospetto sul suo rapporto col voto, lui era assente nel momento del voto del regicidio, no? Perché con il ritorno della monarchia tutti sono perdonati tranne quelli che avevano votato a favore della morte del re. Grégoire non c'era nel momento della seduta, ma l'atteggiamento di Grégoire era ambivalente sul fatto della condanna a morte di Luigi XVI. Era senatore, vedete come la tristezza della Chiesa appunto gallicana, dove appunto le figure dominanti sono Lamennais e Demetre, eccetera, no? E tanto che un suo piacere è quello di passare a Passy, dove parla col conte de las Casas, che era stato a Sant'Elena con Napoleone, no? Che è una famiglia interessante, di parlare delle memorie del prigioniero di Sant'Elena. E vedete analogamente appunto a Grégoire da Genova, Degola risponde naturalmente non lesinando maldicenza nei confronti del cardinale Consalvi, troppo gentile con una donna inglese che si alza dalla cappella pontificia che va a portare una sedia a questa signora, no? E poi su questo fatto sconcertante che sono ritornati i gesuiti, da cui il cattolicesimo dei gesuiti, e vedete appunto il vescovo di Pavia, che è il Tosi, l'amico del Manzoni, vi ama, eccetera, e da tutto il quadro di questi di giansenisti superstiti, Tamburini che a 90 anni scrive ancora, no? E mentre tutto sommato appunto meno male che ci sono gli Asburgo, no? Anche il Metternich, perché difendono in qualche modo una sorta di meno curialità dei preti e delle chiese. Non a caso tutti questi vescovadi sono tutti lombardi, Lodi, Como, Pavia, invece in Liguria il massimo del negativo. Il massimo del negativo anche perché combinazione il nuovo vescovo che gli tocca
è Luigi Lambruschini, fratello minore di quel Lambruschini, Birbone, eccetera, che era il parroco delle Vigne, diventato nel frattempo vescovo di Orvieto, no? E il vescovo Lambruschini è un suo nemico mortale con cui si ingaggiano delle ultime battaglie. La battaglia è sempre quella del necrologio, no? Degola, nel periodo della restaurazione, il punto che vuole tenere fermo è: non si deve ritrattare il credo costituzionale. Abbiamo creduto nel credo costituzionale, dobbiamo resistere a tutte le seduzioni che fa la Chiesa, soprattutto in punto di morte, per fare l'abbiura del credo costituzionale, per fare la ritrattazione. E lui proprio vigila tutti questi giansenisti moribondi a partire dal vescovo Solari, perché non capiti questo, no? Controllando anche finché può i giornali, la Gazzetta di Genova, per fare poi un necrologio, appunto, visto che i necrologi, soprattutto dei custodi della verità, erano quelli che lo animavano, che riportava appunto i pregi del personaggio. La battaglia Solari muore nel 14, e quindi proprio nel momento in cui c'è il passaggio tra la Genova napoleonica e la Genova di nuovo in mano agli austriaci. Palmieri muore nel 20, dove da pochi mesi è l'arcivescovo Lambruschini, e lì muore in una chiesa di San Gerolamo a Castelletto, e lì c'è tutta una di rivieni di preti, ma appunto Degola riesce a far pubblicare il necrologio in cui smentisce il fatto che Palmieri abbia ritrattato, no? Come invece veniva detto nell'entourage del nuovo vescovo. Poi morire tocca a lui, naturalmente. Morire tocca a lui, e il vescovo Lambruschini, che vedete qua, fa di tutto per cui a Genova non ci sia nessun segnale su Degola, no? Ma gli amici, tra cui gli amici sono Assarotti, quelli dei sordomuti, e il marchese di Negro, quello della villetta, che era anche diciamo sponsor, finanziatore dei sordomuti, riescono a far pubblicare a Torino, visto che appunto l'istituto era finanziato dai Savoia, dalla dinastia, un trafiletto che ricorda appunto la morte del Degola. Poi il marchese di Negro era sempre, sappiamo, un vanaglorioso, un poeta estemporaneo che ci teneva a poetare, che si ricorda nel necrologio che il marchese di Negro ha pubblicato un sonetto appunto in morte del Degola, no? Reazione violenta nei confronti di Torino dell'arcivescovo di Genova, tanto che Luigi Boselli, questo giovane prete che vedete lì, che era il vice di Assarotti, scrive in francese a questo conte Galli: ma che coglioni, no? Possibile che non si può annunciare la morte di un protestante, di un ebreo, di un turco, e non quello di un prete, no? Perché appunto parla delle proteste che erano state fatte appunto dall'entourage dell'arcivescovo, no? Ma da Parigi invece il necrologio più solenne e più bello sono 8 pagine sulla Revue Encyclopédique de Grégoire, che racconta appunto questo lungo affetto, no, di questa sulla candore della purezza di questo suo amico, lui essere stato vicino, no? E nonostante l'amico sia morto a Genova a distanza di tantissime miglia di ricordo, per cui non ha potuto raccogliere i sospiri dell'amico, no? Ma con la speranza appunto di ritrovare in un mondo più sereno, e finisce in questo italiano: arrivederci in paradiso. Grazie. Ed ecco, e ora appunto concludiamo col professor Badini Confalonieri sul rapporto Degola-Manzoni. Grazie a tutti voi, grazie all'amico Stefano Verdino. Mi rendo conto, sono il quarto a parlare e forse cominciamo tutti già a essere un po' stanchi. Io tra l'altro ho preparato un testo abbastanza lungo, ma taglierò abbondantemente anche perché poi ho un treno che mi aspetta. Inizierei da qualche breve rappel biografico relativo appunto ai rapporti tra Manzoni e Degola. Intanto, come si sa, Degola è presente
accanto a varie conversioni dal calvinismo al cattolicesimo, innanzitutto quella di Madame Anne-Marie Caroline Gay-Muller, pronuncia francese, se no Gay-Muller, insomma, che si converte al cattolicesimo a Saint-Lambert, proprio vicino a Port-Royal nel 1805, poi dei suoi figli Rudolf Theophilus, che si converte a Noli nel 1808, e anche l'altro figlio, Johann Lucas, Jean Lucas, che si converte a Genova nel 1811. Ma il 1811 è anche l'anno, come sappiamo, ma prima di venire poi a Manzoni, della conversione dal calvinismo di Adèle Cavour de Seillon d'Alamand, la madre ginevrina e calvinista di Camillo di Cavour, che si converte grazie anche ai suggerimenti che Degola e alle istruzioni che Degola dà al conte Somis di Chiavri e al canonico Carlo Tardì, proprio appunto nel 1811 la marchesa di Cavour si converte a Santena. Prima, 1810, c'è, come sappiamo, la conversione di Enrichetta Manzoni Blondel, la giovane sposa calvinista di Manzoni, seguita o accompagnata anche dal ritorno alla fede, alla pratica religiosa cattolica di Giulia Beccaria, la madre di Alessandro e dello stesso Alessandro. Più in particolare la biura di Enrichetta è del 22 maggio del 1810, e in quell'occasione, come ha ricordato Stefano, c'è anche il regalo della croce con i santi di Port-Royal che abbiamo visto prima. Questa biura del 22 maggio 1810 è preceduta da un mese e mezzo di conferenze di formazione fatta dal Degola a Enrichetta, a cui assisteva anche Alessandro. Le conferenze iniziano il 9 aprile. I coniugi prendono appunti e approfondiscono per iscritto le lezioni del sacerdote genovese. E c'è una notizia interessante che non era sfuggita al Bulferetti della storia della letteratura italiana, che è uscito nel 1925. C'è un elenco di autografi di Alessandro Manzoni compilato dal figlio Enrico, è uscito a stampa insieme a un manipolo di lettere inedite a Milano nel 1881. Bene, in questo elenco di autografi si legge ristretti di dottrina cristiana cattolica, 3 fascicoli in francese con la data in testa al primo del 10 aprile 1810, autografi, e sono probabilmente questi ristretti di dottrina cristiana, sono gli appunti presi da Alessandro alle conferenze del Degola. Purtroppo di tali fascicoli non si sa più che fine abbiano fatto, non sono più reperibili. A lato comunque degli incontri con i due coniugi insieme, Degola ne tiene di più lunghi con il solo Alessandro. C'è a questo proposito un poscritto dell'ex vescovo costituzionale Constant a una lettera di Agé a Degola, in cui Agé dice: «Voici pour vous une gloire en Dieu pour la femme», la conversione di Enrichetta, «et une couronne de laurier à vos longues conférences avec les maris». Intermediari tra Degola e Manzoni sono stati il conte Giovanni Battista Somis, che abbiamo nominato già prima anche come tramite per poi la conversione di Adèle Cavour de Seillon, il magistrato Pierre-Jean Agé, e abbiamo appunto nelle lettere di Degola varie lettere naturalmente con la famiglia Manzoni, ma anche con
Grégoire, Ager, Constant, Giudici, Tosi, che poi, come abbiamo detto, Tosi subentrerà al Degola come direttore spirituale dei Manzoni, e poi quando Tosi sarà nominato nel 23 vescovo di Pavia gli subentrerà il Giudici, ma tutti sono in relazione epistolare anche con Degola. Alla partenza dei Manzoni per Milano, Degola lascia a Enrichetta un importante reglement di vita spirituale. In realtà riprende quello che aveva predisposto per Madame Guy-Muller, e poi Tosi farà degli aggiustamenti, ma è un'importante indicazione delle cose da leggere e da fare per una vita spiritualmente cristiana. E appunto, come abbiamo detto, affida la direzione spirituale dei coniugi a Luigi Tosi. I contatti comunque continuano sia per via epistolare, ma anche, quando è possibile, de visu. E sono anche interessanti gli scambi pubblicati per la prima volta da Bondioli tra Tosi e Degola, perché appunto, come accennava anche Stefano, Tosi era sì di formazione giansenista, ma molto più tranquillo in qualche modo di Degola, e aveva varie preoccupazioni per questo incarico che all'inizio non voleva prendere perché trovava troppo pesante per le sue spalle. E in qualche modo all'inizio soprattutto Tosi è un po' in una situazione un po' di un senso di inferiorità rispetto al Degola, e chiede spesso consiglio. Ci sono soggiorni intanto di Manzoni con la famiglia a Villa Degola Sestri Ponente nella primavera del 1811, quindi l'anno seguente, e poi ci sono visite milanesi di Degola a Milano e alla villa di campagna di Manzoni a Brosuglio. Degola è ospite dei Manzoni nel 1816 e poi lo sarà ancora nel 23. Nel 24, quando tra l'altro in casa Manzoni Degola incontrerà Achille Mauri, che ne scriverà poi una delle prime biografie, e probabilmente anche nel 25. Ma per andare in ordine cronologico, la tempestiva recensione di Grégoire alla morale cattolica nella Chronique religieuse del 31 gennaio 1820, la morale cattolica era uscita alla fine del 1819, è preceduta, questa recensione di Grégoire, da una calda raccomandazione per lettera di Degola all'amico francese, una lettera del 24 ottobre del 1819. Alessandro Manzoni ha pubblicato il primo volume di osservazioni sulla morale cattolica, lavoro stupendo e per lo stile e per la profondità e nitidezza pascaliana e per gran tratti di eloquenza che farebbero onore a un Demostene. Quello che più consola ed edifica sia il vedere un ritorno dell'autore sì pieno e luminoso dall'incredulità ed uno zelo sì vigoroso per la cattolica religione nostra santissima. Deo gratias. C'è poi, concludo rievocando ancora questo, solamente c'è una lettera famosa di Manzoni a Degola del 15 maggio del 1825, in cui Manzoni gli parla per la prima volta del romanzo. Aveva cominciato a scrivere l'abbozzo già nel 21, l'ha scritto dal 21 al 23, poi si mette alla correzione, solamente nel 25 però gliene parla e gli dice, gli chiede naturalmente, chiede Manzoni a Degola cosa ne pensi di questa nuova opera manzoniana, ma gli dice anche che è pronto a ribattere a tutte le sue obiezioni e gli dice anche di non accettare la condanna fatta dal vostro e mio Nicole, cioè da quel Nicole che amiamo molto tutte e due, la condanna pronunciata da Nicole dei romanzieri come empoisonneur public, cioè come avvelenatori pubblici. Noi non conosciamo il giudizio di Degola sul romanzo. Il 17 gennaio del 26, come sappiamo, il sacerdote genovese, che era di 24 anni più vecchio di Manzoni, muore appunto a 64 anni. Certo, il suo amico Henri Grégoire è uno dei pochi destinatari parigini nel 27 di una copia omaggio del romanzo proprio inviata dall'autore.
Questo per ricordare qualche data principale. Secondo breve punto di questo mio discorso, che sarà un po' così a piccoli flash, stato della critica manzoniana. Nel Manzoni a cura di Paolo Italia, uscito nel 2020 da Carocci, un volume che affida a 14 specialisti, oltre la curatrice, di tracciare un quadro completo del nostro scrittore, non si parla di Manzoni filosofo, non si parla delle osservazioni sulla morale cattolica, e il problema del giansenismo manzoniano è risolto in poche righe da parte dello studioso che ha avuto il compito di occuparsi del capitolo La religione. Alcuni avrebbero sostenuto la tesi di un Manzone giansenista, cito, spesso sulla base di un preconcetto antimanzoniano mai esplicitato, non diverso da quello diffuso tra i protestanti inglesi dell'Ottocento, che i cattolici non sapessero scrivere. Poiché Manzoni indubbiamente sa scrivere ed è cattolico, non restano che due strade: criticarne la scrittura o negarne il cattolicesimo. E questo è quanto. A proposito della seconda strada, quella di negare il cattolicesimo di Manzoni, lo studioso spende generosamente altre 2 righe per darci la sua sentenza. Cito: Manzoni non è giansenista nel senso teologico del termine, convinto con me dell'universalità della grazia divina, che i giansenisti negano, e dell'autorità papale, che i giansenisti contestano. Tutto quello che si può concedere è una sua adesione al rigore morale predicato e praticato dai giansenisti seicenteschi e dai loro discepoli settecenteschi, e del resto non soltanto da loro, è tipico già del Manzoni anteconversione. Insomma, fortunatamente per avere rigore morale non è necessario essere giansenisti, ma questo forse lo sapevamo già. Questo è tutto. Con il rinvio a uno studio del 2012 che ha per titolo L'universalità della grazia e l'esercizio della virtù sul presunto giansenismo manzoniano, e che è di un altro italianista dell'Università Cattolica, in un volume miscellaneo in ricordo di un serio storico del giansenismo come Pietro Stella. Oltre a questo rinvio a questo saggio, c'è poi il rinvio alla lettera di Manzoni ad Antonio Cesari dell'8 settembre 1828, su cui ritorneremo, come se fosse la chiave risolutiva relativa al problema del giansenismo manzoniano. Commenteremo soltanto, cercando di emulare il nostro esperto in rapidità, o meglio, non esperto in rapidità, di emulare in rapidità il nostro esperto, che le cose non sono così semplici. Per quanto riguarda il primo punto, cioè l'universalità della salvezza, siamo alla quinta delle proposizioni presentate dai teologi parigini come sintesi del pensiero di Giansegno e condannate da Innocenzo X. Cristo non sarebbe morto per tutti gli uomini. Arnaud aveva, come è noto, risposto che la proposizione era di diritto condannabile, ma che essa non si trovava di fatto nel trattato di Giansegno. Di fatto è toccata al primo papa gesuita della storia della cattolicità, nella sua lettera apostolica Sublimitas et Miseria Hominis del 2023, in occasione del 4° centenario della nascita di Pascal, di tracciare un ampio profilo laudativo di Pascal, sottolineando tra l'altro l'utilità della sua messa in guardia contro il neopelagianesimo. Ecco, un papa gesuita che interviene dicendo che è utile leggere Pascal perché combatte il neopelagianesimo, che era naturalmente quello di cui erano accusati dai giansenisti i gesuiti. Afferma Papa Francesco, cito, che l'ultima posizione di Pascal quanto alla grazia, e in particolare al fatto che Dio, e cita Paolo a Timoteo, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, si enunciava in termini perfettamente cattolici alla fine della sua vita. Questo per quanto riguarda molto rapidamente il primo punto sulla universalità della salvezza. Riguardo al secondo punto, quello relativo all'autorità papale, cioè Manzoni è convinto dell'autorità papale che i giansenisti contestano. Ricorderei che Manzoni, cattolico liberale ed entusiasta dell'Avenir di Lamennais,
continua ad esserlo anche dopo la condanna del cattolicesimo liberale nella Mirari Vos del 1832, che continua a credere che la perdita del potere temporale sarebbe un bene per la Chiesa e attende Roma capitale, di cui accetta poi la cittadinanza onoraria. Tutto questo nonostante le esplicite condanne pontificie, tra l'altro nel sillabo, dove si condanna proprio il pensare solamente che la perdita del potere temporale potesse portare vantaggio alla religione cristiana. La questione non è tout court il riconoscimento dell'autorità papale, ma la determinazione dei modi e degli ambiti in cui si debba esercitare e, più in particolare, il problema è quello della infallibilità. Il punto, che ne scrivessero alcuni, soprattutto tra i gesuiti, non era ancora definito, come lo sarà con limitazioni che Manzoni apprezzerà, nel Concilio Vaticano I del 1870, anche se questo non toglie che quelle formulazioni del Concilio Vaticano I abbiano dato luogo ancora recentemente nella teologia cattolica a dibattiti e approfondimenti. Ricordo solamente il bel libro di Hans Küng del 1970, a cui ha replicato Rahner, poi a cui ha replicato di nuovo Kuhn, eccetera. Quindi non è che il problema sia completamente cheto e messo da parte. Come scriveva Rosmini a un suo religioso nei primi anni 30, cito, l'infallibilità, e si intende quella del Papa, non è articolo di fede né un dogma definito e perciò non si può obbligare a tenerlo i cristiani sotto pena di negar loro l'assoluzione. E questo per il secondo punto. Quanto infine alla lettera a Cesari dell'8 settembre 1828, si tratta di interpretarla correttamente, cosa che cercheremo di farlo più avanti. Terzo punto, la lezione per Manzoni dei giansenisti come Degola. C'è poi la questione del rigore morale che abbiamo evocato. In questo gli odierni dottori dell'Università Cattolica concordano in qualche modo con Francesco Ruffini, che in un intervento all'Accademia delle Scienze di Torino del 1927, intitolato La morale dei giansenisti, sosteneva proprio che i giansenisti avevano insegnato a prendere la vita sul serio. È probabilmente vero, ma direi un po' troppo generico. Un Degola e un Grégoire hanno insegnato, e scusatemi se per via del poco tempo vado un po' per le spicce subito alle proposizioni affermative, hanno insegnato che un cattolico e persino un prete cattolico possono utilizzare la ragion critica. Qui dovrei fare una parentesi perché è stato evocato questo concetto di ragione in maniera molto interessante e stimolante anche nell'intervento di Don Paolo Fontana. Direi solamente questo, che un conto è la ragione della scolastica, è criticata nell'Augustinus che è stata evocata da Don Paolo Fontana, e un conto è la ragione di cui parlo adesso qui, che metterei più dal lato appunto di quel cattolicesimo illuminato di cui anche si è parlato. Del resto nel testo di Giansegno, cui Don Fontana ha fatto riferimento, si diceva che la teologia ha a che fare con la memoria e però la filosofia con l'intelletto, la ragione. Ecco, il problema è concepire, organizzare il rapporto tra filosofia e teologia, ma naturalmente il discorso sarebbe lungo, ma è certo che nella tradizione giansenista c'è un grande spazio anche alla ragione. Pensiamo alla Logique de Port-Royal e pensiamo anche al ruolo della ragione in Pascal, ma il discorso appunto sarebbe qui troppo vasto. Riprendo quello che dicevo, mi pare che ci sia questo messaggio dell'utilizzo della ragion critica e cerco di spiegare. È significativo che Monsignor Angelo Mercati, il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano all'inizio degli anni 40, accogliesse un giovane prete pistoiese, Serafino Bonacchi, che nei primi anni 40 si era presentato in archivio per studiare le carte di Degola, con la frase di riprovazione: ma Degola
non era un prete, come sappiamo lo era a tutti gli effetti, anzi come ci ha ricordato Stefano, citando anche Caproni, appunto era un semplice prete. Ma l'idea di Monsignor Mercati, in clima antimodernista, ma il tipo di formazione è durato a lungo, da ben prima la lotta contro il modernismo, era che il prete non doveva avere sue opinioni, doveva professare una totale obbedienza ai suoi superiori, anche in idee visibilmente contrarie a ciò che gli pareva razionale e in ricostruzioni storiche o in ipotesi esegetiche che gli parevano totalmente destituite di fondamento. Ecco, i giansenisti che Manzoni incontra a Parigi e che lo accompagnano nel ritorno e nella riscoperta della vita di fede, come il conte Giovanni Battista Somis o come il prete Eustachio d'Egola, credono sinceramente, ma sono critici del connubio così a lungo durato nella società di Ancien Régime tra Chiesa e potere politico. Sono felici della fine del potere temporale dei papi, si ispirano alla Chiesa primitiva e al gruppo dei solitaires, con la loro testimonianza coraggiosa di una fiducia riposta non nel potere mondano, ma nella grazia divina. Le condanne delle 5 proposizioni a metà Seicento, delle riflessioni morali di Quesnel con la bolla Unigenitus all'inizio del Settecento, del Sinodo di Pistoia alla fine del Settecento con la bolla Autorem Fidei, paiono loro degli errori di metodo e di merito. Conoscono abbastanza la storia della Chiesa per sapere che la concezione dell'infallibilità papale portata avanti dai Gesuiti è esagerata, come sono esagerate molte pretese degli ultramontani francesi. L'esperienza rivoluzionaria e del clero costituzionale, che d'Egola aveva cercato di importare a fine Settecento anche nella Repubblica genovese, portano con sé l'aspirazione a una profonda riforma della Chiesa in senso maggiormente democratico. E poi c'è il problema di una vita di fede autentica, basata non sull'esteriorità delle cerimonie, sulle superstizioni, su una casistica intellettuale, ma su un'istanza profonda di carità, di matrice evangelica. E qui vorrei solamente un attimo aggiungere a quello che ho scritto qualcosa sul cuore, sul ruolo del cuore, che bisognerebbe recuperare anche in positivo. Pensiamo ancora a Pascal, alle riflessioni di Pascal sulla ragione e sul cuore, ma pensiamo anche a un dipinto come il Sant'Agostino di Philippe de Champaigne, con il cuore in mano. Quindi non è solamente una raffigurazione gesuitica o legata al culto del Sacro Cuore. Nella tradizione agostiniana, che è la tradizione a cui i giansenisti aderiscono, il cuore è molto importante, come in Agostino il cuore è molto importante, cioè quello che il cuore permette di capire al lato dell'insieme, ma anche prima della ragione ragionante. Pensiamo nel Novecento a Max Scheler, che tra amore e conoscenza dice c'è prima l'amore che permette la conoscenza. Comunque, anche qui il discorso sarebbe lungo. Ma dicevo, il problema di una vita di fede autentica, basata su un'istanza profonda di carità di matrice evangelica. Il dono del Vangelo, del Nuovo Testamento, della Sacra Scrittura, deve essere luce vitale per i cristiani che devono tornare a conoscerlo, meditarlo e pregarlo anche nella loro lingua. A questo pericolosamente, secondo la bolla Unigenitus, ribadita dall'autore Fidei, si era applicato Quesnel nelle Réflexions, in cui appunto in francese spiegava i vari testi del Nuovo Testamento, mettendo quindi in francese il testo della scrittura nelle mani, come ha già fatto la tradizione Port-Royal con la sua traduzione in francese della Bibbia. Anche nella liturgia eucaristica, aveva chiesto Duguay, il sacerdote parli con la massima chiarezza, in modo che i fedeli, che per suo tramite partecipano al sacrificio di salvezza, possano seguire nel miglior modo a loro possibile. Diceva Duguay, leggendo, nel caso sappiano farlo, il testo, seguendo il testo nell'ordinario della messa, magari con la traduzione in lingua a fianco. Non sembrerebbero queste, cioè l'insistenza sull'importanza della parola di Dio o di seguire e partecipare alla messa,
non sarebbero queste proposizioni eretiche o pericolose. Eppure il moderato Tosi, divenuto nel 1823 vescovo di Pavia, riceverà l'anno seguente una lettera confortatoria di Manzoni che dava voce con ironia alle critiche che al nuovo prelato erano senz'altro pervenute, di avere la strana idea di dover procedere a una coraggiosa opera di riforma al posto di limitarsi, secondo le usanze, a, cito, dir la messa di soppiatto. E le considerazioni di Duguay sulla necessità di una dizione chiara delle parole della liturgia eucaristica per una migliore partecipazione dei fedeli erano state commentate con scherno nel gesuitico Dictionnaire des livres des jansénistes, e vi leggo solo 2 righe. C'est aux femmes et aux artisans à remercier l'auteur des singulières prérogatives qu'il veut bien leur attribuer contre l'esprit e la doctrine dell'Église. Le prerogative singolari era che anche le donne e gli artigiani dovevano sentirsi coinvolti nel sacrificio della messa. Ma veniamo, io non ho perso, vediamo. Bene. Io devo smettere alle 6? Sì. No, ma io senz'altro. Ma come fatemi segno, io smetto quando mi dite. La lettera a Cesare, dato che ho annunciato che ne parlavo, ne parlo. Ve ne parlo andando alla stazione, sì. La lettera al padre oratoriano veronese Antonio Cesari dell'8 settembre del 1828 risponde a una della fine di agosto. Manzoni si difende in questa lettera dall'accusa di eresia, rivendicando la libertà di pensiero anche nella Chiesa su quello che non cade nell'ambito del dogma. Cesari, dopo un preambolo molto affettuoso, veniva al dunque e scriveva: «Io so oggi mai certamente, che prima ne dubitai senza più, lei essere di buona fede legata alle moderne opinioni contro le quali Pio VI pubblicò la bolla sua Auctorem Fidei, cioè alle opinioni di Quesnel e dei suoi partigiani, che in Milano e in Pavia hanno fortissimi sostenitori». Ecco, Manzoni risponde in succo, non ho mai letto Quesnel, e dice: non mi lego a opinioni che io non abbia, vedo male, esaminate. Notate anche l'uso della parola opinioni, tutta la lettera insiste sulla differenza tra fede e opinioni. La fede è una, e devo tenerla anch'io perché non sono cattolico, ma anche all'interno della Chiesa, anche i papi, anche i santi, anche i vescovi hanno avuto opinioni diverse su tante cose senza che ci fosse su quelle definizione. E allora, ecco, c'è una libertà di opinioni e poi c'è il campo invece che non si tocca della fede. Questo è un po' il discorso che farà Manzoni in questa lettera. Ma Manzoni subito all'inizio cambia un po' le posizioni rispetto al problema posto da Cesari, perché Cesari non puntava tanto su Quesnel in sé, ma parlando delle moderne opinioni alludeva ai giansenisti toscani, quelli condannati nell'Auctorem Fidei del 1794, e poi stringendo il campo intorno a Manzoni ai giansenisti di Milano e di Pavia, cioè stringeva l'attenzione alla eredità attuale del giansenismo e anche del quesnelismo. Manzoni invece risponde subito prendendo in considerazione solo la frase su Quesnel e intendendo suoi partigiani nel senso stretto di espliciti apologisti delle riflessioni morali. Questo infatti è il famoso libro di Quesnel a cui allude esplicitamente anche Manzoni nella risposta, quando dice: non ho mai letto il famoso libro di Quesnel né dei testi scritti in sua difesa. Pubblicato dapprima nel 1671 come Abrégé de la morale de l'Évangile, ou pensée chrétienne sur les textes des 4 évangiles pour en rendre la lecture et la méditation plus facile à ceux qui commencent à s'y appliquer. Questo lavoro di Quesnel è stato ampliato in numerose edizioni, circa 40 fino al 1713, comprendendo anche il commento agli altri scritti del Nuovo Testamento, prendendo infine proprio il titolo Réflexion morale sur le Nouveau Testament. Bene. Manzoni, dicevo,
risponde io non ho mai letto né il famoso libro del Quesnel né alcun suo scritto in difesa di quello. E rispondendo così, Manzoni si dimostra allineato alle prescrizioni dell'Unigenitus 1713, ripetute nell'Autorem Fidei, cioè basta così, il libro non si legga e non mettetevi ancora a dire che Quesnel poteva aver ragione su questo o su quello. Bando alle discussioni su questo. Secondo Francesco Ruffini, uno dei maggiori sostenitori, come è noto, della tesi di Manzoni giansenista, l'affermazione della lettera al Cesari sul fatto di non aver mai letto Quesnel sarebbe credibile, perché Manzoni sarebbe fermato, secondo Ruffini, alla generazione giansenista dei Pascal e dei Nicole, senza essersi mai interessato agli epigoni tardivi alla Quesnel. Ma non è così. Ecco, vi annuncio qui, accanto a Stefano, vi annuncio che non è così. In realtà 6 opere di Quesnel, dico 6, a cominciare dalle Réflexions, si trovano nelle biblioteche manzoniane. Adesso ho scritto qui in piccolo, non riesco. Comunque nella biblioteca via Morone ci sono gli 8 tomi, gli 8 volumi delle Réflexions morales, c'è anche Les Bonheurs de la mort chrétienne, poi ci sono les prières chrétiennes, c'è gli esercizi de piété, le Jésus-Christ pénitent, e nella biblioteca di Brusuglia ci sono ancora un'altra edizione dei 2 volumi delle prières chrétiennes, c'è le 2 parti della piété envers Jésus-Christ, eccetera. Insomma, ci sono tutti questi testi di Quesnel. Testi che erano esplicitamente lodati nel Sinodo di Pistoia, ma anche appunto da Degola ripetutamente e da Grégoire. Degola tra l'altro traduce le Réflexions morales in italiano e le pubblica a Lugano nel 1795. Il manoscritto è appunto all'Archivio Segreto Vaticano, ma Degola, direi, lo vedremo tra un momento, fa proprio un centro costante della sua predicazione, anche della sua formazione dei neofiti, le Réflexions morales di Quesnel. Abbiamo insomma tutti gli elementi per affermare che qui Manzoni mentiva. Le Réflexions erano state, sapete tutto l'amore che io porto per Manzoni, quindi è un po' duro per me dire questo, ma c'era anche una ragione di mentire, perché a un certo punto in determinate situazioni come questa, a un certo punto il male minore era mentire. È un poco gesuitico magari in questo, però. Le riflessioni erano state date in lettura giornaliera, insieme a quella del Vangelo, nei règlements consegnati dal Degola alla sua figlia spirituale Madame Guy-Muller, e passati poi con qualche aggiustamento di Tosi, come abbiamo detto, ma sempre mantenendo le Réflexions nel reglement di Enrichetta Manzoni. È anche significativo che Tosi nel suo testamento lasciasse al sacerdote Vincenzo Gandini, rettore del seminario di Pavia, le prières chrétiennes en forme de méditation di Quesnel, sempre meditazione sulla Sacra Scrittura e sul Nuovo Testamento, definendole il mio libro che uso quotidianamente. Ma per quanto riguarda il reglement è molto interessante, ma si può leggere, ho scritto una nota lunga, vi leggo solo 2 righe. Per esempio scrive per il dopo pranzo Enrichetta, dove leggete le Réflexions morales sur les actes des apôtres, les épîtres canoniques e l'Apocalypse. Quindi la parte delle riflessioni sul dopo pranzo, quelle relative a Atti degli Apostoli, le lettere apostoliche e l'Apocalisse. Poi però uno potrebbe dire, ma le leggeva Enrichetta, magari Alessandro faceva altro, e no, perché sapete, Enrichetta una gravidanza dopo l'altra, la vista era andata giù. La vista andata giù chiedeva esplicitamente a Alessandro di leggere lui. Quindi dice appunto je ne puis lire que très peu, pour le moment je n'ai lu que l'introduction à la vie dévote, cioè di Saint François de Sales, et les œuvres de Mézangui. Altro discorso bisognerebbe fare su Mézangui, che è un altro oppositore alla bolla Unigenitus, et les autres petites instructions de ce genre. Mon mari,
nous fait à maman et à moi des lectures pieuses. E appunto queste letture certo riguardavano anche le letture sulla meditazione sul Nuovo Testamento di Quesnel, come si evince anche da un'altra lettera. Questo per quanto riguarda le opere di Quesnel e le riflessioni in particolare. Naturalmente poi c'è tutta la presenza nelle biblioteche di Manzoni della letteratura degli appellanti, dei giansenesi appellanti. Sono tutti i necrologi degli esami della verité, naturalmente, a cui ha fatto allusione Stefano, tante cose, adesso passo su queste. Lo stesso Tosi, una lettera dell'aprile del 20 a Giulia Beccaria, erano nel secondo soggiorno parigino, la famiglia Manzoni era per una seconda volta a Parigi, chiedeva che Beccaria gli procurasse, oltre alle vite del Pavillon e degli altri vescovi che si erano opposti alla firma del formulario nel 1661, anche la vita di Félix Vialard, vescovo di Châlons, che era il primo vescovo che nel 1671 aveva approvato e anzi raccomandato nella sua diocesi le Réflexions morales di Quesnel, quando si chiamavano ancora Abrégé de la morale. Manzoni dice dunque dice comunque di non essere partigiani, di non voler essere impelagati in dispute divisorie. Con la Chiesa dunque sono e voglio essere, scrive Manzoni, e vi leggo: in questo, come in ogni altro oggetto di fede, con la Chiesa voglio sentire, esplicitamente dove conosco le sue decisioni, implicitamente dove non le conosco, sono e voglio essere con la Chiesa, fin dove lo so, fin dove veggo e oltre. Questa frase è piaciuta molto anche al collega della Cattolica e da tempo ai sostenitori di un Manzoni ortodosso contro Ruffini, che pretendono che questa e altre affermazioni della lettera a Cesare siano delle professioni di fede molto chiare in senso anti-giansenista. Ma sono dichiarazioni di fedeltà alla Chiesa Cattolica e al Papa diffuse invece anche presso i giansenisti. Vi potrei leggere, ma forse il tempo non c'è, ma ci sono delle belle dichiarazioni del testamento di de Berthier, Claude de Berthier, un vescovo costituzionale dell'Aveyron fino appunto al 1801, amico di Grégoire, ed era stato presente alla Biura di Enrichetta, che scrive appunto: ho sempre guardato e guardo il successore di Pietro come successore della primazia che Gesù Cristo ha dato a questo apostolo. Credo che in virtù di questa primazia ha una giurisdizione alla quale ogni fedele di ogni rango sia deve essere sottomesso. Ma la professione di fede di Grégoire Morente è dello stesso tipo. Prendo Dio a testimone, Monsieur Grégoire prend Dieu à témoin, che muore sottomessa alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, al suo capo, centro dell'unità, eccetera, eccetera. Anche Quesnel fa una professione di fede, e Manzoni poteva leggere nell'articolo Quesnel del Grand Dictionnaire Historique del Morery che aveva nella biblioteca. Anche Quesnel dichiara di riconoscere il sovrano pontefice per il primo vicario di Gesù Cristo, eccetera, eccetera, la sede apostolica come centro dell'unità, eccetera. Anche Pascal nelle provinciali. Grâce à Dieu, j'ai né d'attache sur la terre qui est la seule église catholique, apostolique et romaine dans laquelle je veux vivre et mourir, de la communion avec les papes, souverains, chefs, hors de laquelle je suis très persuadé qu'il n'y a point de salut. Allora, come si spiega tutto questo? Si spiega appunto facendo, come abbiamo accennato, la differenza tra infallibilità del Papa e infallibilità della Chiesa, appunto poi della Chiesa riunita in concilio a cui appunto gli appellanti facevano riferimento. I giansenisti ancora all'inizio dell'Ottocento pensano che non sia il Papa ad essere infallibile, ma appunto la Chiesa riunita in concilio. C'è un appunto autografo di Degola che
servito alla catechesi di Enrichetta Blondel e che Enrichetta ha trascritto con la revisione di Manzoni, in cui si legge les protestants nous chargent beaucoup pour l'article du pape qu'ils regardent comme un despote, tandis que la doctrine catholique ne propose autre dogme que la primauté. Quant à ces décisions, elles peuvent être très respectables. Le pape n'étant pas infaillible, on est obligé de le recevoir si toute l'Église ne les a pas examinés e reçus. E altrettanto chiaro era Grégoire nella storia delle sette religiose, dove scrive che l'infallibilità pontificia era stata inventée par la flatterie, admise par l'ignorance après l'introduction des fausses décrétales, combattue par Adrien VI et détruite par l'existence même des temps de bulles affligeantes pour la religion et pour la raison. Una bolla che affliggeva la ragione, appunto l'affreuse bulle unigenitus, e appunto la bolla di condanna delle riflessioni morali dell'inizio del Settecento. Per concludere, va bene. Concludo solamente allora con il rinvando, poi ve lo potete trovare voi, a un bel testo che finora mi pare non è stato sufficientemente preso in considerazione. È l'abbozzo della introduzione, della premessa al lettore dell'osservazione sulla morale cattolica. Qui Manzoni nell'abbozzo fa un discorso che poi nel testo pubblicato lascia cadere. Sismondi, nell'opera che dà l'origine all'osservazione sulla morale cattolica, parlava anche dei rapporti tra religione e politica. Manzoni trova che è un argomento un po' scabroso e difficile, lo lascia stare. Però nell'abbozzo, nel primo abbozzo di questa introduzione, ne parla, e ne parla in una maniera molto significativa, perché parla di due epoche che si succedettero e bisogna capire di che epoche tratta. Allora è chiaro, ma leggetelo, poi mi direte pensate la prossima volta che ci vediamo, ma la prima epoca di cui tratta è l'epoca rivoluzionaria, e qui Manzoni fa un elogio di Grégoire, cioè di qualcuno che animato dalle ideali politici, però grazie alla fede si situa a un livello più alto, in una moderazione che gli permette di andare fino a un certo punto e poi fermarsi, quando gli altri tutti vanno portati dalle passioni più avanti. E poi quando tutti vanno troppo indietro, lui di rimanere su quei valori di giustizia. Elogio di Grégoire. La prima epoca. C'è una seconda epoca, un secondo capoverso, in cui fa, ed è strano questo, fa un elogio della curia. L'epoca ancora più recente, dice Manzoni, è senz'altro l'epoca che va dal 1809 al 1814, quando il Papa perde per la seconda volta il suo potere temporale, la Francia napoleonica annette tutti i territori dello Stato Pontificio e appunto Pio VII, come sapete, è portato prigioniero via, tra l'altro anche qui poi a Savona, e il collegio cardinalizio e la curia sono dispersi. Allora qui Manzoni fa omaggio, oltre al Papa, ai membri del collegio cardinalizio, agli alti prelati, agli uomini di curia. Dice questi uomini che si poteva pensare erano abituati solamente ai privilegi, a star bene lì, a fare la vita comoda, potevano dire, ritrattare la loro posizione, avere onori e ricchezza, e invece si mantennero fedeli. Allora, qui Manzoni alla fine fa una conclusione, e la conclusione è super partes. È significativo, dico ancora questo, che Ruffini, quando ha letto questo brano, ha detto, qui Manzoni nella prima parte parla di Grégoire, però non ha riconosciuto i preti della curia nel secondo capoverso. In opposizione a Ruffini, invece Amerio, che non ha capito molto questo brano, ha detto: ma no, non può elogiare Grégoire nel primo capoverso quando poi parla dei preti del clero refrattario.
Ma allora, nel primo capoverso senz'altro parla di Grégoire per vari elementi che potrei dimostrare. Nel secondo non parla del clero refrattario, che sarebbe alla stessa epoca, parla di un'epoca leggermente superiore, che è quella appunto, che abbiamo detto, 1809-1814. Cosa vuol dire? Manzoni qui, nella conclusione di questo brano, si pone in una prospettiva più elevata, che è un grande tema manzoniano. Io avevo scritto un libro su Manzoni che si intitola Les Régions de l'Aigle, appunto porsi sopra la mischia, in questo caso anche al di là delle contrapposizioni che avevano visto, no, scontrarsi i giansenisti e i curialisti. Ho finito e vi ringrazio molto della vostra pazienza. Grazie, non so se tu devi scappare. Se c'è qualche intervento, sì, il professor Fossati. Diventa difficile. Mi scusi, credevo che volessi posare gli occhiali anche. Spero di portare un piccolo tassello ulteriore a questa ricca circostanza. Mi sono occupato, ho trovato Degola quando facevamo delle ricerche su come lo Stato, in quel momento la Repubblica francese, la Repubblica Ligure, alfabetizzava la popolazione, cioè un intento educativo nei confronti del popolo. Ora, il 4 luglio del 1797 il governo provvisorio della Repubblica dà incarico a Degola di organizzare un piano per mettere sul territorio i missionari nazionali, che sono sacerdoti soprattutto di vario tipo. Ci sono barnabiti, ci sono soprattutto giansenisti, che vanno nelle campagne a spiegare l'importanza della rivoluzione coniugandola con l'importanza del cristianesimo. È un'operazione abbastanza complessa, su cui il Degola scrive nello stesso 1797 norma per le istruzioni religioso-politiche dei missionari nazionali della Liguria. Questo è un testo che serve di modello per questi missionari che vanno con una indicazione molto precisa. Dovevano arrivare in questi paesi, invocare lo Spirito Santo, recitare Pater Ave Gloria, poi in forma di dialogo. Ricorderemo che in quel periodo, nella Repubblica Francese, ma anche in quella ligure, la comunicazione avveniva soprattutto attraverso dei catechismi, a domanda e risposta. E questi missionari quindi facevano domande su dei temi analiticamente descritti. Religione, istruzione, governo democratico, analogia del governo democratico, feste religiose, imposizioni e così via. Finito il dialogo, il popolo veniva sollecitato con un discorso patriottico evangelico, e la funzione si avviava alla conclusione con la recita di 3 Pater Ave e poi orazioni, collette, benedizione finale e canto del Te Deum, e il missionario usciva dal... Qual era lo scopo di questo? Concludo. Non è possibile essere un buon repubblicano senza l'esercizio delle virtù prescritte e praticate da Gesù. Ma valeva anche l'affermazione contraria, inversa: non si è buon cristiano se non si era buon cittadino. Reversibilità che poteva far apparire normale alternarsi nella stessa cerimonia di momenti riservati a Dio ed altri dedicati a Cesare. Aveva un successo questa predicazione? Ovviamente era osteggiata in parte dalla Chiesa, in parte qualche vescovo era anche d'accordo, con altri c'erano invece degli attriti. Ma la cosa
più importante è che questo messaggio non funzionava, nel senso che non si poteva pensare di arrivare illuministicamente in un mondo di contadini, di persone non colte e di calare addosso, diciamo, un messaggio che non era facile comprendere. C'è un'osservazione, direi abbastanza interessante, dello storico Botta dell'Ottocento, il quale commentava: fu questo un gran tentativo, non succedeva bene, perché in molti luoghi i deputati non fecero frutto, in altri furono scherniti, in alcuni scacciati, si sollevarono universalmente gli animi religiosi contro questa novità, i nemici dello Stato crescevano. Novello argomento che nelle faccende umane chi vuol troppo fa poco. Poi arrivarono i Viva Maria e la storia cambia. Grazie. Grazie, bene, se non ci sono altre cose, io vi saluto e mi pare che sia stato un pomeriggio fruttuoso e niente, vi ringrazio per l'attenzione e ci si rivede prossimamente.